Buongiorno e buon inizio settimana, rieccoci puntuali in diretta, il primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, anche oggi insieme fino alle 14:30 abbiamo tanta cronaca da raccontarvi e poi naturalmente il dibattito politico e l'economia in primo piano anche in questa giornata, perché dalla Russia arrivano nuove minacce all'Europa per quella che viene definita una tempesta globale. Si preannunciano ulteriori tagli alle forniture di gas, ma anche prezzo del gas che potrebbe aumentare ulteriormente. Oggi nuovo picco con il crollo delle borse europee proprio legate al prezzo del gas. I partiti politici in questa campagna elettorale verso il voto del 25 settembre si interrogano sulle sanzioni alla Russia, sanzioni che dalle parole del presidente Putin, se venissero tolte, allentate, potrebbero far cambiare la politica russa nei confronti dei paesi europei. Allora è su questo che verte il sondaggio che vi presentiamo subito. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è questo: caro energia, togliere le sanzioni alla Russia? Se secondo voi è meglio toglierle, il numero da comporre è lo 0422 16 26 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 16 26 690. Vi ricordo, la chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo e anche se sentite occupato non preoccupatevi, perché la vostra risposta verrà correttamente registrata all'esito questa sera nel corso di Ring a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3. Riproporremo poi il sondaggio nel corso della nostra diretta, resterà poi in sovrimpressione per ricordarvi i numeri di telefono per dare una vostra opinione su quello che è uno dei temi centrali anche del dibattito politico nazionale. Ma veniamo, come detto, alla cronaca, partendo dall'incidente sul lavoro di venerdì scorso in una cantina di Verona. Un operaio era caduto all'interno del silos durante delle operazioni di manutenzione. Bene, l'operaio 21enne purtroppo non ce l'ha fatta. Nicolò Corsi, che era rimasto gravemente ferito, lavorava per una ditta esterna che esegue, come detto, manutenzioni agli impianti. Aveva perso i sensi a causa delle esalazioni mentre era impegnato in un intervento di manutenzione in un serbatoio ed era precipitato all'interno del silos. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, al punto che una prima comunicazione lo aveva dato per deceduto. Il 21enne era stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove è morto questa notte intorno alle 3 nel reparto di rianimazione. Un collega di 37 anni era rimasto ferito alla testa mentre cercava di soccorrerlo, mentre cercava di salire di fretta la scaletta. Aveva perso l'equilibrio cadendo a terra e sbattendo appunto il capo violentemente. E poi ci sono gli incidenti, purtroppo quello che sembra un bollettino di guerra che continua ad allungarsi giorno dopo giorno. Ancora incidenti sulle strade del Veneto, nel Padovano a perdere la vita un papà di 38 anni che in sella alla sua moto si è schiantato contro un trattore. Non sono ancora stati fissati i funerali di Mariano Industria, il papà di 38 anni morto in sella alla sua moto in un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio lungo la strada provinciale Contarina, Piazzola sul Brenta. Il 38enne, originario di Napoli, si era trasferito tanti anni fa con la famiglia nell'Alta Padovana. Fino al 2020 aveva vissuto a Carmignano di Brenta e poi si era trasferito con la moglie e i figli nel vicino comune di San Pietro in Gu. Da appassionato delle due ruote, 6 mesi fa aveva realizzato il sogno di acquistare una moto, una Yamaha 600. Sabato pomeriggio, all'altezza dell'incrocio tra via Marconi e via Vaccarino, si è scontrato con un trattore. Secondo una prima ricostruzione sembra che il motociclista stesse tentando una manovra di sorpasso proprio mentre il trattore stava invece effettuando una svolta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'impatto violento è stato fatale e a nulla sono valsi i soccorsi tempestivi. Mariano Industria, di professione posatore, lascia la moglie e 4 figli e 2 intere comunità, quella di San Pietro in Gu e Carmignano di Brenta, nel dolore. E tragico incidente ieri mattina lungo la Noalese, a perdere la vita Riccardo Gallo di 19 anni. L'auto sulla quale il ragazzo guidava era condotta dalla fidanzata.
Ha perso la vita in un incidente stradale lungo la Noalese, poco distante dal centro, ieri mattina verso le 4:30. Riccardo Gallo di Veternigo di Santa Maria di Sala aveva 19 anni compiuti da poco. A bordo dell'auto di rientro da una serata in discoteca viaggiavano 5 giovani, tra cui la fidanzata della vittima, anche lei di Veternigo, ed erano diretti a Santa Maria di Sala. I segni sull'asfalto e l'impatto del veicolo al termine della corsa, finito in un fossato, sono al vaglio dei carabinieri di Noale, che stanno studiando la dinamica anche attraverso le testimonianze degli altri ragazzi, mentre il mezzo è stato comunque posto sotto sequestro. In base alle prime verifiche, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un'uscita autonoma dell'auto. E incidente stradale lungo la provinciale 500 a Sarego nel Vicentino. 2 veicoli si sono scontrati, uno è poi finito nel canale di irrigazione. Sarego. È di 2 feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la provinciale 500 in via Veneto. Un'auto e una motocicletta verso le 6 del mattino si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ma la vettura, nel tentativo di evitare il Centauro, è finita nel canale di irrigazione sottostante. Immediato l'intervento del personale sanitario del SUEM e dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il conducente dell'auto, che era riuscito nel frattempo dall'abitacolo, ma essendo rimasto ferito non era in grado di risalire l'argine. Ferito anche il motociclista. Entrambi soccorsi dai sanitari sono stati trasferiti al vicino ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate verso le 9:30. Eseguite ordinanze di misure cautelari nei confronti di 30 persone indagate per associazioni a delinquere. 2 dei malviventi sono residenti in provincia di Treviso e Rovigo. L'operazione di Carabinieri e Guardia di Finanza di Bergamo. I militari del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno arrestato oltre 30 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo di associazione a delinquere, con l'aggravante di aver agevolato le attività di una nota cosca 'ndranghetista calabrese in relazione ad attività di usura, ricettazione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, nonché reati tributari e fallimentari. 2 dei 30 malviventi, entrambi 55 anni, erano residenti a Castelfranco e in provincia di Rovigo. L'operazione si inserisce all'interno di una complessa attività di indagine svolta in 12 province tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Sardegna, Basilicata e Calabria, attraverso accertamenti di natura economico-finanziaria per un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro. A seguito di una complessa attività di indagine della polizia durata più di un anno, sono stati identificati 4 componenti di un gruppo criminale di etnia Sinti specializzato nei furti in abitazione anche con il metodo del cosiddetto finto tecnico del gas o finto carabiniere poliziotto. Queste persone che arrivavano dal Piemonte in trasferta poi nella Marca trevigiana, dopo aver fissato la loro base logistica in un'area di sosta camper a Mestre, muovendosi a bordo di scooter ai quali applicavano delle targhe contraffatte, prima di giungere a Treviso prendevano di mira persone anziane e fingendosi appunto tecnici del gas o appartenenti alle forze dell'ordine ne carpivano la fiducia introducendosi nelle rispettive abitazioni dalle quali asportavano denaro e oggetti preziosi, spesso in 2 casi soprattutto ai danni di un'anziana di 93 anni e di una di 87 avevano portato via anche oggetti d'oro che avevano dal grande valore soprattutto affettivo. E adesso torniamo a Padova con i controlli antidroga nel quartiere Palestro. La squadra mobile scopre un mini laboratorio e arresta 2 baby spacciatori. Avevano allestito un piccolo laboratorio per confezionare droga all'interno di un appartamento in via Palestro a Padova. 2 giovanissimi tunisini di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo che gli agenti hanno ritrovato in casa oltre 2 etti tra cocaina e hashish. Il quartiere Palestro da tempo è monitorato dalle forze dell'ordine per la presenza di giovanissimi spacciatori. Domenica gli agenti della squadra mobile in Borghese hanno notato un giovane straniero già noto per fatti legati alla droga aggirarsi in monopattino
fino senza meta. Alla vista dei poliziotti il minorenne si è dato alla fuga abbandonando il mezzo e rifugiandosi all'interno dell'appartamento. Gli agenti sono riusciti ad entrare nell'abitazione trovando anche un 16enne tunisino intento a confezionare la droga già ben preparata sul tavolo del salotto. Oltre 50 le dosi di cocaina recuperate e sequestrate, un'altra trentina di grammi invece erano contenuti in un piatto ancora da frazionare e distribuire nelle singole confezioni di cellophane. Sequestrati anche 2 panetti di hashish e della marijuana, oltre a 315 euro provento dello spaccio. I minorenni sono stati arrestati e portati nel centro di prima accoglienza per minori di Treviso. I poliziotti della squadra mobile stanno anche controllando la posizione del padovano, proprietario dell'appartamento, per capire come facessero i 2 minorenni tunisini ad avere libero accesso alla casa, tanto da allestire il piccolo laboratorio. Nuovo appuntamento tra giovanissimi in centro a Treviso. Questa volta l'obiettivo era Piazza Borsa. Hanno risposto all'appello in circa 500, sventata una rissa grazie all'arrivo della polizia. Un nuovo appuntamento sui social, il Tam Tam parte dopo mesi di silenzio e Treviso torna ad essere la piazza più ambita. Il ritrovo è in stazione e da qui, come un fiume in piena, la marcia dei giovanissimi verso Piazza Borsa, dove la rissa, la resa dei conti invocata, viene sventata all'arrivo della polizia. I video pubblicati a decine su TikTok mostrano una lunga marcia dei ragazzi verso il centro. Poche ore dopo la polizia locale dirà che erano in 500. Non ci sono stati particolari episodi di violenza o di rissa, questo grazie anche a una vigilanza preventiva continua e capillare da parte di molte pattuglie schierate in centro, a cura della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale. L'unico episodio che si è verificato e che ha attirato subito l'attenzione di 2 pattuglie della polizia locale e di una della questura si è consumato verso le 15 del pomeriggio vicino alla stazione, vicino al sottopasso della stazione, quando 2 ragazze 14enni si sono spintonate per fatti però che erano successi a scuola e in ambito familiare. Ragazze identificate, entrambe residenti a Salgareda, e i genitori avvisati poco dopo sono venuti a prenderle. Non si sono registrati episodi di violenza, conferma il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Non si può dunque parlare di baby gang, ma il fenomeno dei giovanissimi che si danno appuntamento in branco in centro città non è più un caso isolato, è in massa. Si sa, anche una parola di troppo può diventare pretesto e sfociare in qualcosa di ben più grave. Aggressioni verbali e fisiche che hanno visto protagonisti sempre giovanissimi, circondati da coetanei che invece che sedare gli animi hanno cercato di diffondere quelle immagini quasi fosse un vanto, riprendendo tutto con i loro cellulari. È accaduto a Treviso, Conegliano, Oderzo, ieri ancora a Treviso, ma i ragazzi provengono da tutta la provincia. E oggi c'è stato anche un vertice in prefettura con il sindaco di Treviso Conte, l'assessore Tessarollo, il comandante della polizia locale Gallo, insieme al prefetto, proprio per fare il punto su questo nuovo allarme risse. Vi racconteremo l'esito del vertice questa sera nel corso dei nostri telegiornali. E adesso torniamo con la cronaca nel Padovano, perché venerdì scorso a Pernumia c'era stato un incendio molto vasto in un allevamento che aveva causato la morte di 30 vitellini, ma anche la distruzione e l'incenerimento di tutte le scorte di fieno. Ebbene, ora c'è un modo originale per aiutare questa azienda zootecnica a sopravvivere. Una donazione di fieno o di denaro. La singolare iniziativa servirà ad aiutare l'azienda zootecnica Valdolmo di Pernumia, dove pochi giorni fa in un incendio sono morti più di 30 vitellini e sono bruciate tutte le riserve di fieno, oltre a parte della proprietà e alcuni macchinari. Una cittadina della provincia di Padova, Doris Mortin, sta sensibilizzando le aziende zootecniche del Padovano perché donino alla Valdolmo qualche balla di fieno. L'azienda è a conduzione familiare ma conta più di 300 capi di bestiame e in questo momento si trova in grande difficoltà con le riserve. Nel contempo la signora ha avviato una raccolta fondi online che in pochi giorni ha già superato i 6.000 euro. Obiettivo: riacquistare i vitellini e altro indispensabile fieno. Come detto, grande spazio all'economia, tanti settori alle prese con i rincari, gas, luce, ma anche materie prime. E allora io saluto, prima di fermarci per la pubblicità, Filippo Segato, segretario Appe Padova. Buongiorno, grazie per essere con noi, ben ritrovato.
Buongiorno, buona giornata a lei e a tutti gli spettatori. Allora, io le chiedo di pazientare, ho 3 minuti, poco più di 3 minuti di pubblicità e poi arrivo da lei per fare il quadro della situazione davvero pesante, anche perché proprio a Padova c'è una mobilitazione che sfocerà giovedì in una dimostrazione e capiremo anche l'obiettivo di quello che i commercianti intendono fare. Pubblicità tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Come anticipato prima della pausa pubblicitaria, l'economia prende spazio in queste giornate perché si aggrava la situazione, bollette sempre più care arrivano alle famiglie, arrivano alle aziende, arrivano ai commercianti. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio e lo saluto nuovamente, Filippo Segato, segretario APE Padova, perché proprio i commercianti, baristi, pasticceri probabilmente sono quelli che più di tutti stanno risentendo di questi costi ormai ingestibili. E così a Padova ci sarà giovedì, se non sbaglio, Segato, questa simbolica consegna delle chiavi dei propri esercizi commerciali. Sì, rinnovo i saluti e un buongiorno a tutti quanti. Effettivamente noi non entriamo nel merito delle altre categorie, però sicuramente per il settore dei pubblici esercizi, quindi come lei ricordava bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, il momento che stiamo attraversando è sicuramente drammatico, perché oltre agli aumenti che lei ricordava delle forniture energetiche, energia elettrica e gas, che vengono utilizzati non solo per dare luce e visibilità ai locali, ma anche per cucinare, per conservare gli alimenti, pensiamo tutto al tema delle celle frigorifere, dei forni e quant'altro, ci sono anche gli aumenti esorbitanti nel costo delle materie prime e dei prodotti, diciamo, anche correlati alla produzione, quindi non so, ad esempio i cartoni di imballaggio dei dolci per le pasticcerie piuttosto che per la legna per le pizzerie con il forno a legna. Siamo veramente nel mezzo non più di quella che chiamavamo tempesta perfetta, ma siamo veramente nel mezzo di un'economia di guerra. È una guerra che non si combatte sul campo con i soldati e con le pallottole, ma è una guerra che si combatte dentro i nostri pubblici esercizi, dentro i locali, dentro le imprese, con fatture, mutui da pagare, banche che non concedono ulteriori finanziamenti, dipendenti che giustamente non si possono lasciare a casa perché naturalmente il servizio nei pubblici esercizi è importante tanto quanto il prodotto, la qualità del prodotto, e quindi non si può rinunciare ai posti di lavoro, ai propri dipendenti, ai propri collaboratori. Questo veramente sta creando dei problemi difficilissimi da risolvere da parte delle aziende, tant'è vero che non passa giorno in cui non ci scrivano, non ci chiamino i nostri associati per dirci io non lo so se riuscirò ad arrivare alla fine del mese o nella migliore delle ipotesi alla fine dell'anno. Se non cambia qualcosa avremo centinaia e centinaia di attività nella sola provincia di Padova che saranno costrette ad abbassare le serrande a titolo definitivo. Vuol dire, tradotto in posti di lavoro, migliaia di posti di lavoro persi. Per questo, come lei diceva, andremo a manifestare mercoledì 7, quindi dopodomani, mercoledì 7 settembre alle ore 15 di fronte al Tribunale di Padova. Andremo a depositare simbolicamente le chiavi, i registri contabili delle attività, ma poi c'è anche chi depositerà la giacca da cuoco, il cappello da chef, il vassoio da barista, proprio per dare una prova visibile e concreta di quello che potrebbe realmente succedere nei prossimi mesi se non ci sarà un cambio di marcia. Allora, lei ha messo tanti elementi sul tavolo. Partiamo dai numeri. Aumenti che si aggirano intorno, cioè una bolletta rispetto all'anno scorso ad oggi, che aumenti registra? Abbiamo fatto anche un'iniziativa specifica che si chiama Bollette in vetrina, nella quale invitavamo gli esercenti a esporre proprio nelle vetrine dei loro locali la fattura di energia elettrica dei consumi di luglio 2021 e luglio 2022. Diciamo che nella migliore delle ipotesi i prezzi sono raddoppiati, ma in media sono tra il raddoppiato e il triplicato. Abbiamo anche delle punte con esercenti che sono arrivati a pagare il quadruplo rispetto al luglio del 2021.
2021, ma soprattutto quello che è inciso è stata l'ascesa improvvisa dei costi, perché non è stato un aumento graduale. Sì, c'è stato un aumento a partire dai mesi di ottobre a novembre dell'anno scorso, ma tutto sommato si diceva è perché l'economia si sta riprendendo, è perché c'è tanta domanda e quindi i prezzi aumentano. Poi però da giugno, da luglio di quest'anno i prezzi sono veramente raddoppiati o triplicati in maniera improvvisa. Gli esercenti non potevano certamente programmare il loro livello di offerta dei prodotti e dei servizi in virtù appunto di questi aumenti, e quindi si sono trovati a chiudere i bilanci a giugno e luglio in netta perdita. È per questo che dicono se noi dobbiamo affrontare anche settembre, ottobre, novembre, dicembre con questi numeri, ci conviene chiudere e mandare a casa i dipendenti, e noi andremo a fare qualcos'altro. Anche perché si chiedono i sacrifici alle famiglie, abbassare il riscaldamento, spegnere qualche luce, ma questo non è traducibile per le aziende. Spegnere il forno in una pizzeria significa non lavorare, lasciare i clienti senza le luci o senza il riscaldamento in un ristorante significa allontanare il cliente. Ha colto perfettamente nel segno. Quello che si può in qualche maniera, stringendo i denti, fare a casa nostra non è applicabile ai pubblici esercizi, se non in minima parte, una luce un po' soffusa, una temperatura magari un po' meno gradevole, ma alla lunga naturalmente sono soluzioni che pagano in maniera molto risicata o addirittura non pagano per nulla, perché posso andare a ridurre, ottimizzare, acquistare degli elettrodomestici con classe energetica la migliore che esiste, risparmio un 10, 15, 20%, poi però se il costo dell'energia triplica è tutto vanificato, così come sono di fatto vani anche gli incentivi che sono stati messi sul piatto dal governo, perché ripeto, a fronte di costi che sono triplicati abbiamo un credito d'imposta del 15%, quindi io pagavo 1.000 euro, ne pago 3.000, ne posso recuperare 400, cioè stiamo parlando assolutamente di poco più di nulla, anche perché i crediti d'imposta si possono spendere dopo che le fatture sono state pagate. Oggi abbiamo le imprese che sono talmente in crisi di liquidità che le fatture non riescono a pagarle, chiedono la rateizzazione delle fatture, quindi io pago la fattura a rate, non posso chiedere il credito d'imposta perché la fattura non l'ho pagata, e il credito d'imposta lo posso spendere solo dopo che la fattura è stata interamente quietanzata. È un po' il cane che si morde la coda. Sottolineo il fatto che per quanto riguarda i pubblici esercizi sono attività che vengono da 2 anni e mezzo di pandemia, quindi se vi ricordate attività sospese, attività dove si poteva fare solo il delivery, in cui si poteva stare distanziati di 1 metro, in cui si poteva mangiare solo fuori, in cui si poteva fare soltanto l'asporto oppure fare la somministrazione dopo una certa ora, insomma limitazioni incredibile a cui si sono sottoposte anche per poter lavorare queste imprese. Adesso nel momento in cui si ricominciava a vedere un po' di luce in fondo al tunnel, imprese che tra l'altro si sono anche indebitate in maniera importante, perché col decreto liquidità, i famosi finanziamenti garantiti dallo Stato, le imprese venivano incentivate a indebitarsi, adesso le rate devono essere pagate. Su questo appunto piomba diciamo come un masso l'aumento spropositato delle forniture energetiche, a cui si sommano anche gli aumenti del costo delle materie prime. Lo vediamo noi come cittadini quando andiamo a fare la spesa al supermercato: frutta, verdura, carne, farina, latte, derivati del latte e quant'altro costano in più a noi come cittadini. Ecco, pensate che quelle sono le materie prime che i pubblici esercizi lavorano per poter poi offrire il loro prodotto. Io ricordo qualche mese fa, appena scoppiata la guerra, quando già c'era qualche segnale, ma non certo a questi livelli, che qualche collega, insomma qualche ristoratore si era reinventato, cioè magari proponendo piatti freddi o comunque rivoluzionando quella che era la propria gestione del ristorante. Quello poteva andare bene in estate, adesso con l'inverno è impensabile, ma cioè il fatto di riversare sull'esercente, sul ristoratore, il barista, la responsabilità di far sopravvivere la propria azienda non è più sostenibile. No, considerate che noi la prima manifestazione per segnalare il disagio nel costo delle forniture energetiche l'abbiamo fatta a fine febbraio del 2022, cioè già noi già a febbraio siamo andati in piazza dei Signori a Padova nello specifico, dove tutti i locali hanno abbassato per qualche minuto le luci, e il Comune di Padova ha anche abbassato l'illuminazione pubblica, proprio perché anche il Comune di Padova si rendeva conto di qual era la crina che avevamo preso, per segnalare proprio le difficoltà.
difficoltà. Ecco, eravamo a febbraio 2022, siamo a settembre 2022, quindi vuol dire 7 mesi dopo non c'è stato un governo locale o centrale che sia riuscito a intervenire, se non, ripeto, con quell'elemosina insignificante del 15% del credito d'imposta. L'impresa può in qualche maniera cercare di reagire, certo. Anche oggi ho parlato con un ristoratore che mi ha detto: guarda, io metto alla carta dei menù più semplici, con piatti costituiti con meno ingredienti, dove richiede magari una cottura, meno cottura, ma quelle sono tutte, diciamo, tecniche di difesa di retroguardia. La cosa fondamentale per noi è fare riuscire a rientrare il costo dell'energia in quelli che erano i canoni di normalità 2019, 2020, 2021. Ecco, tutto quello che, diciamo, che può fare il singolo imprenditore sono appunto tattiche di sopravvivenza che possono avere validità ma nel breve periodo. Altrimenti si devono aumentare i prezzi dei prodotti. Che è l'ultima cosa che vogliamo fare, perché naturalmente aumentare i prezzi nel momento in cui gli stessi cittadini, inflazione, ricordo, ormai sta viaggiando verso il 10%, gli stipendi non sono naturalmente aumentati in questa cifra, nel momento in cui i cittadini hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, l'ultima cosa che gli esercenti vogliono fare è aumentare i prezzi. Certo che è una leva che, ripeto, sempre nel brevissimo periodo in qualche maniera può essere messa in pratica, però non è certo questa la strategia di medio-lungo periodo. Ma avete già il sentore di qualche collega che magari ha deciso di rivedere anche gli orari di apertura e quindi magari aprire solo pochi giorni a settimana, in modo, parliamo sempre di decisioni tampone, perché sicuramente però almeno danno un po' di respiro alle attività. E oltre a questo le chiedo, lei prima diceva rischiamo di vedere centinaia di realtà nel padovano chiudere, ma avete già qualche sentore di colleghi che hanno detto sì, io non ce la faccio, devo chiudere? Certamente, sicuramente le prime chiusure le vedremo già alla fine di questo mese di settembre, quando arriverà la fattura dei consumi energetici del mese di agosto. Poi ricordo che tra ottobre e novembre ai consumi di energia elettrica cominceranno a sommarsi anche i consumi di gas per il riscaldamento dei locali, e quindi diciamo che avremo un doppio aumento, perché aumenta il gas che ci serve per produrre energia elettrica e quindi aumenta l'energia elettrica, ma poi aumenta anche il gas che usiamo magari per riscaldare locali di centinaia di metri quadri di superficie che magari vedono pochissimi clienti durante i primi giorni della settimana. E qua quindi mi riallaccio alla prima domanda che mi ha fatto. Sì, ci sono già ristoranti, ad esempio nei Colli Euganei, ristoranti, trattorie e pizzerie dei Colli Euganei che aprono al giovedì, venerdì e sabato, mentre dal lunedì al mercoledì sono chiusi, perché naturalmente la poca clientela che gira non è sufficiente a ripagare i costi di alzare le serrande. Non so se ha avuto modo di sentire che dalla Marca Trevigiana soprattutto si era alzata quella voce, quella provocazione della disobbedienza fiscale, ovvero quella di non pagare queste bollette così salate. Una provocazione, l'ho definita, che il sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto, Mario Conte, aveva detto è comprensibile, è giusta, perché uno si chiede: devo lavorare per pagare le bollette? E diceva la risposta è no. Come la legge questa dichiarazione del presidente ANCI Conte, ma anche questo malessere che potrebbe portare a questa disobbedienza fiscale, nonostante poi i vertici delle diverse associazioni hanno detto no, perché è una dimostrazione di inciviltà, quindi le bollette vanno pagate, ma rischiamo poi non di non pagare le bollette, proprio di chiudere le nostre attività, che era quello che diceva lei. Assolutamente, ricordo che i pubblici esercizi in particolare vengono veramente da 2 anni e mezzo di grosse difficoltà, in cui sono riusciti con grande difficoltà a chiudere i conti dei loro bilanci. Adesso questa è una mazzata terribile, hanno i nervi scoperti, hanno insomma una sensibilità particolare a quelle che sono le tematiche economiche, proprio perché sono ai limiti della sopravvivenza delle imprese, quindi sicuramente qualcuno sarà tentato di non pagare le fatture, anche molto semplicemente perché non ha i soldi per riuscire a pagarle. Ecco, noi diciamo che sicuramente non sproniamo alla disobbedienza,
diciamo in questo caso non fiscale ma contrattuale, chiamiamola così, perché naturalmente qua non si parla di fisco ma si parla di adempiere agli obblighi contrattuali, per cui cerchiamo di agevolare, di riuscire ad aiutare le imprese nel, ad esempio rateizzando, nel pagare i propri fornitori. Dall'altro lato però dobbiamo assolutamente far presente alle nostre controparti politiche quelle che sono le grossissime difficoltà delle imprese, e quindi facciamo le iniziative come quella appunto di mercoledì 7 davanti al Tribunale di Padova, e incontriamo anche le istituzioni e i candidati politici. Stiamo in questi giorni incontrando tutti i partiti politici, tutti i candidati, facendo loro presente appunto le difficoltà e sottoponendo un decalogo, 10 proposte, alcune anche a costo zero per le casse dello Stato, che semplifichino, aiutino il rapporto con la pubblica amministrazione, che aiutino le imprese e che ci consentano di tornare a vedere un minimo di luce in fondo al tunnel. Quindi, per dare una risposta sintetica alla sua domanda, no, noi non siamo per la rivolta, diciamo, fiscale, per semplificare, però sicuramente le difficoltà ci sono, e se qualcuno dovesse prendere questa decisione è sicuramente giustificabile. Luce in fondo al tunnel, ma c'è bisogno che questa luce diventi sempre più grande, c'è bisogno di fare in fretta, perché insomma l'autunno è alle porte, la situazione è già pesante, perché già ci sono stati insomma tutti questi rincari, il peggio, dicono gli esperti, deve purtroppo ancora arrivare, anche perché le minacce che arrivano dalla Russia di un ulteriore taglio delle forniture di gas, di un ulteriore aumento del prezzo del gas sono ben chiare a tutti, e quindi è necessario un intervento urgente. L'appello insomma alle forze politiche in vista del voto, ma secondo lei è necessaria una regia europea? Non è sufficiente che ogni singolo Stato vada avanti in modo autonomo, ma che si metta mano a dei provvedimenti a lungo termine, perché fino adesso si sta pensando a misure tampone, ma che non sono sufficienti, perché il rischio è che poi questi problemi si ripresentino puntualmente. Io penso che le due cose non possano andare d'accordo, non debbano essere disgiunte, e quindi ben vengano subito delle misure a favore delle imprese per tamponare nel brevissimo periodo. Ricordo che tra 10 giorni cominceranno ad arrivare le fatture di agosto, tra 40 giorni arriveranno quelle di settembre, quindi ci sono delle scadenze veramente assillanti. L'Agenzia delle Entrate ha mandato delle lettere per la richiesta con le cartelle esattoriali, ci sono da pagare tutte le tasse e la gestione ordinaria delle imprese. Questo però va a braccetto con delle politiche di più ampio respiro che possono e anzi devono essere di carattere europeo, sperando che gli olandesi si mettano la mano sulla coscienza e decidano finalmente di andare incontro a quelle che sono le esigenze di tutti i paesi dell'Unione Europea, perché ricordo che non è solo l'Italia e non sono solo le imprese italiane ad essere in difficoltà, sono anche quelle francesi, tedesche, eccetera. So che la Germania ha già deliberato o è in via di deliberazione un certo quantitativo di miliardi di euro a favore delle imprese. La Spagna e il Portogallo l'hanno già fatto, quindi i singoli paesi possono e devono integrare misure europee per agevolare per aiutare più che agevolare le proprie imprese. Segato, grazie infinite per il suo intervento, per averci raccontato questo spaccato importante che insomma accende una luce drammatica, possiamo dire, su queste realtà. Non riguarda solo Padova, ma riguarda tutte queste attività alle prese con questi aumenti, e dietro ci sono famiglie, ci sono posti di lavoro. Grazie davvero Filippo Segato, segretario Ape Padova, buon lavoro, e naturalmente torneremo ad aggiornarci per capire come evolve la situazione proprio con l'inizio dell'autunno. Grazie ancora, a presto. Arrivederci. E c'è un altro settore, abbiamo parlato degli esercenti di bar, ristoranti, e poi c'è il mondo dell'agricoltura che rappresenta una voce importante nel PIL veneto, agricoltura che risente in modo pesante di questi aumenti, e potrebbero esserci delle aziende, dei settori a rischio. C'è stato anche nei giorni scorsi quell'allarme lanciato proprio dalle nostre emittenti, da Tele4, del ministro Patuanelli, che diceva rischiamo, visti gli aumenti
aumenti, di veder mancare sugli scaffali dei nostri supermercati certi prodotti, agricoltura che come tanti altri settori ha bisogno di risposte da quello che sarà il prossimo governo. Saluto il presidente di Confagricoltura Treviso, Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi. Grazie Presidente per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a lei. E allora l'agricoltura alle prese, anche questo settore con gli aumenti. Intanto cerchiamo di capire, Presidente, quali sono i settori che maggiormente risentono dei rincari. Allora, in realtà tutto il settore agricolo risente dei rincari perché è un problema per tutti quanti, l'aumento dei costi generalizzato, anche questo ovviamente dell'energia impegna in maniera molto decisa le aziende agricole. È un problema che riguarda tutti, ma ovviamente riguarda maggiormente poi i settori che consumano energia in maniera più consistente. In questo caso sto pensando al settore zootecnico, alle stalle, perché richiede molta energia anche quel tipo di trasformazione del prodotto, ma anche agli stoccatori dei seminativi, mais, grano, soia, che in questo momento stanno lavorando e che vedono quadruplicati i loro costi di trasformazione. E poi anche il settore agroenergetico, nel senso i nostri produttori di energia elettrica con il biogas per esempio, che hanno visto stravolgere il loro sistema, e anche questo tipo di impianti che producono l'energia elettrica oggi come oggi ha un valore molto contenuto rispetto ai prezzi di mercato, ma siccome sono plafonati per certi valori, con i prezzi di produzione aumentati in maniera a dismisura, possono essere costretti a ridurre la produzione, se non fermarla addirittura. Tra pochi istanti, Presidente, le chiederò anche che rischi ci sono all'orizzonte, se avete già sentore di aziende che costrette in qualche modo a fermare magari momentaneamente la produzione, ma io poi penso, da non addetta ai lavori, quindi magari dirò una sciocchezza, a tutte quelle produzioni in serra che richiedono quindi anche poi un consumo di energia elevato. Presidente, però le chiedo di pazientare pochi istanti, perché ho visto in collegamento la nostra Valentina Visentin, perché ci sono degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda il virus West Nile. Ci sono interventi a Padova nei comuni interessati che hanno registrato un grande numero di casi. Allora ci aggiorna Valentina Visentin, buongiorno. Sì, buongiorno Francesca. Scatta questa sera a Padova e in alcuni comuni, quelli maggiormente interessati dai casi di West Nile quest'estate, la disinfestazione. Si tratta di un intervento straordinario previsto dalla Regione Veneto. Importante l'intervento che ci sarà questa sera a Padova, sia con prodotti larvicidi che adulticidi. Qui con me c'è l'assessore all'ambiente Andrea Aragona, che ci spiega un po' alcune indicazioni anche da dare ai cittadini, visto che domani, proprio a causa di questi interventi, molti parchi resteranno chiusi. E questa sera cosa bisogna fare? Sì, abbiamo recepito l'indicazione, la linea guida della Regione Veneto di passare in diverse zone della città particolarmente sensibili come RSA o parchi con la disinfestazione adulticida. Per cui da stanotte noi iniziamo, stiamo stilando l'elenco di tutte le aree, stiamo lavorando ovviamente di urgenza. C'è un piccolo contrattempo, ci sarà, perché domani mattina i parchi dove inizieremo questa sera saranno chiusi e apriranno nel primo pomeriggio. Prodotti adulticidi, quindi una disinfestazione più importante che va fatta esclusivamente nelle ore notturne. Va fatta nelle ore notturne perché la zanzara che porta la West Nile è la zanzara comune che vola di notte. Utilizzeremo dei prodotti naturali, si tratta però comunque di un intervento straordinario che va fatto con cautela, perché ha degli effetti anche sugli altri animali, sugli altri insetti, e dobbiamo in un momento come questo stare assolutamente attenti alla biodiversità, perché la perdita di altri insetti come le api, che potrebbero finire, come dire, colpite da questi insetticidi, non è un buon risultato, per cui lo dobbiamo fare solo dove ci viene detto e solo quando ci viene detto.
E infatti nei giorni scorsi ci sono state le riunioni in cui il Comune ha partecipato insieme a vertici dell'USL 6 proprio per identificare queste aree, come diceva l'assessore, anche vicino alle case di riposo, ospedali e appunto nei parchi. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentina, grazie all'assessore per questo aggiornamento. Torno in collegamento con il presidente di Confagricoltura Treviso, Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi. Lei ci ha fatto un quadro generale, Presidente. Prima accennavo alle produzioni in serra che immagino richiedano un grosso consumo di energia e non solo. Sì, lei è molto precisa, corretta l'osservazione. Ovviamente anche questo è un settore colpito, perché come tutti quelli che usano grandi quantitativi di energia, nel caso specifico anche metano, oltre all'energia elettrica, è ovvio che sono colpiti in maniera più pesante di altri perché è una componente più rilevante. Noi siamo preoccupati in questo senso, non siamo catastrofisti, però preoccupati sì, perché questi grossi costi di produzione che aumentano e aumentano per tutti, per le aziende, per i privati, eccetera. È certo che dovremo affrontare un autunno complicato e quindi ci poniamo anche il tema di quanto il mercato sarà capace di assorbire poi questi aumenti dei prezzi, che in parte gli agricoltori o comunque si terranno, ma non in toto, perché è ingestibile un aumento di questi costi in questa misura e con questa rapidità di tempo e di perduranza anche di questi aumenti nel lungo periodo, perché poi abbiamo anche degli obiettivi a medio termine che ci dicono che comunque questi aumenti e questi prezzi rimarranno alti e diventerà difficile proprio da gestire. Quindi alcuni settori sicuramente più colpiti di altri, però faccio fatica a fare questa lista e metterli uno dietro l'altro, perché è tutto un settore che, come gli altri settori economici, viene colpito. Quindi è difficile capire quelle che potrebbero essere le realtà maggiormente a rischio chiusura, nel senso c'era stato qualche giorno fa un allarme relativo alle stalle da latte con il rischio appunto di fermo di molte realtà in Italia. Questa era un'analisi nazionale. In questo momento per voi è complicata questa analisi, Presidente? Sì, guardi, facilmente le dico, il settore zootecnico è quello più delicato da questo punto di vista, che ha visto aumentare i propri costi da ogni punto di vista, anche energetico, ma anche proprio di mangimi da dare ai propri animali. E quindi questo abbinato agli altri fattori su un sistema che era già in difficoltà nei mesi passati, vorrei dire anche forse da qualche anno, è chiaro che rende tutto più difficile, perché le aziende a questo punto devono proprio decidere se continuare, ridurre la produzione, ma fino a che punto, perché al di sotto di certi numeri poi non diventa conveniente tenere un'azienda attiva. E devo dire che da questo punto di vista noi l'abbiamo sempre un po' denunciato, ma io degli esempi di chiusura effettiva di aziende zootecniche l'ho vista, mi è stata confermata e pertanto queste paure sono diventate anche realtà. Certo, tutti gli allevatori sono attenti e cercano di portare avanti il più possibile la loro attività, però poi quando la situazione diventa così difficile, cominciano anche questi esempi di chiusura che fino adesso erano stati paventati, ma adesso si vedono anche i risultati effettivi, purtroppo. Si possono contare sulle dita di una mano, però sono campanelli d'allarme che devono insomma tenere alta l'attenzione, questo è. Sì, assolutamente, nel senso che sono realtà concrete che chiudono e quindi non stiamo più parlando di paura che succeda. D'altronde abbiamo visto i prezzi del latte che sono aumentati, quindi quelli per i produttori, però d'altronde i prezzi per la produzione sono aumentati in maniera molto più elevata e questo ci ha riportato di nuovo in una situazione veramente difficile e complicata per quel settore. Se poi due grandi cooperative o comunque due grandi multinazionali del mercato del latte hanno fatto anche loro riferimento a questa crisi del sistema dei produttori di latte e hanno anche loro portato l'attenzione sul tema, evidentemente c'è una realtà che sta soffrendo e sulla quale o si interviene subito o veramente, al di là di questi primi casi, poi se ne assommeranno altri e tutta una filiera comincia ad andare in difficoltà, ovviamente.
Ci sono poi anche i costi legati ai confezionamenti, al packaging, pensiamo ad esempio adesso il periodo di vendemmia proprio alle bottiglie. Io ricordo che c'era stato un allarme sulla carenza del vetro proprio per imbottigliare legato alla guerra, però costa anche semplicemente l'imballaggio adesso e quindi è una voce in più che si aggiunge. Cioè, costa l'imballaggio, costano le bottiglie, costa la logistica che non è comunque così veloce come era prima e quindi anche questo determina dei costi aggiuntivi e c'è tutto che si sta sommando in maniera perversa. L'inflazione che è arrivata così alta e quindi anche questo poi imporrà anche questo delle capacità di spesa inferiori da parte dei consumatori. Diciamo che mentre il mercato del vino era comunque un mercato fiorente che stava crescendo e che cresce tuttora secondo i nostri dati, però certamente ci dà delle preoccupazioni su poi la capacità del consumatore finale di poter assorbire parte di questi aumenti che le aziende anche vitivinicole in parte si sono tenuti, ma in parte necessariamente devono riversare anche sul consumatore finale. E quindi è tutta una partita un po' sconosciuta nei suoi riflessi, ma oggettivamente non ci sono elementi positivi su cui ragionare, sono tutti più elementi di preoccupazione. Una cosa però la vorrei aggiungere se posso, ho sentito il ministro Patuanelli. Esatto, sarebbe la domanda che volevo farle, perché c'è stato questo allarme della mancanza di prodotti, però lei vuole rassicurare da questo punto di vista, cioè il ministro Patuanelli, per chi non avesse sentito, aveva detto costano troppo certe operazioni anche di raccolta dei prodotti della terra e quindi rischiamo di non vedere certi prodotti sugli scaffali dei nostri supermercati. Tempo di vendemmia, raccolta di cereali, che cosa ci può dire, Presidente, in tal senso? No, nel senso che noi agricoltori comunque facciamo di tutto e l'impossibile per portare a casa i nostri prodotti, lo facciamo perché ci investiamo tutto l'anno, figuriamoci se nel momento di raccolta ci limitiamo, continuiamo a farlo, seppure con tutte le problematiche legate alla siccità che quest'anno ci ha colpito in Italia e in Europa, per cui abbiamo visto anche delle produzioni ridotte in maniera anche impegnativa, però i nostri prodotti a casa li portiamo sugli scaffali poi dei nostri consumatori, per cui evidenziare situazioni preoccupanti sì, essere catastrofici no, perché è un errore, non ci porta da nessuna parte. Capisco il ministro che volesse richiamare l'attenzione sul tema, però no, i prodotti ci saranno e come, il vino lo stiamo vendemmiando, il raccolto è buono, la qualità mi sembra molto, molto elevata, quindi tutte le condizioni ci sono. Ecco, quello che ci preoccupa sono i prezzi che correlati a queste nostre produzioni che sono aumentati. E quindi possiamo dire che se mancheranno certi prodotti non è dovuto ai costi, è dovuto alla siccità, cioè al fatto che questi prodotti a causa di questa prolungata assenza di piogge non è stato possibile avere produzioni importanti. Eh sì, effettivamente quest'anno è stato un anno eccezionale, diciamo che veramente ha richiamato l'attenzione sull'utilizzo dell'acqua in maniera consapevole, sul fatto che non ci siamo ancora organizzati in maniera completa per far fronte a questi elementi atmosferici che ci sono stati quest'anno, l'anno prossimo forse non ci saranno, ma comunque dovremmo essere più organizzati, perché una riduzione anche forte su alcune produzioni, dico mais, per dire anche soia eccetera, ci saranno, la vediamo già dai primi dati e sono riduzioni consistenti che fanno male al settore, perché poi a cascata tutta la filiera ne risente anche sulla qualità dei prodotti e questo ci dobbiamo preparare a questi eventi. Poi la regione Veneto è una regione che di acqua ne ha. Il problema sono le opere infrastrutturali che devono avere un'accelerata, perché dobbiamo far fronte a questi eventi con molta più tranquillità, visto che siamo ancora in una situazione tutto sommato fortunata da questo punto di vista. Però la siccità di quest'anno sta a dimostrare che l'attenzione sul tema acqua è prioritaria nel nostro sistema. Presidente, io la ringrazio tantissimo perché ci ha fatto un po' più di chiarezza sulle tante voci che circolano e che chiaramente creano preoccupazione. Lei giustamente ha detto non dobbiamo essere catastrofistici, ma insomma realisti su quella che è la situazione, sperando che si intervenga per mettere mano a questi aumenti, perché insomma ci sono tanti settori, tra cui quello dell'agricoltura, che stanno soffrendo e che hanno bisogno di risposte immediate. Grazie davvero al Presidente di Confagricoltura Treviso, Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi,
Cataldi. Torneremo presto ad aggiornarci con lei, Presidente. Buon lavoro. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie. Abbiamo un aggiornamento di cronaca, purtroppo un incidente sulla strada è accaduto poco fa di fronte all'ufficio postale di Pieve di Soligo, ancora frammentarie le notizie a nostra disposizione perché stanno operando proprio in questi minuti sul posto gli agenti, i militari dei carabinieri per i rilievi di legge. Ci sono anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere un principio di incendio che ha interessato uno dei mezzi coinvolti. Da quello che sappiamo al momento ci sarebbe una persona ferita. Naturalmente se ci saranno nuovi aggiornamenti ve li daremo nel corso della diretta e poi tutti i dettagli questa sera nei nostri telegiornali. Continuiamo a parlare di aumenti, di rincari, pesano sulle aziende, abbiamo toccato tanti settori, tra un po' ne toccheremo un altro che è quello delle ceramiche e del vetro, che sono realtà energivore che rischiano, se non arriveranno presto, subito, risposte, di spegnere i forni, di chiudere, fermare la produzione, se non addirittura chiudere le aziende. Quindi tra pochissimo anche questa finestra sul mondo delle ceramiche, ma come detto interessa le aziende, interessa negozi, interessa bar, ristoranti, ne abbiamo parlato prima con Segato, e interessano le istituzioni, i comuni che fanno i conti delle bollette che arrivano in municipio e mettono mano a quelli che possono essere i servizi, dall'illuminazione pubblica ai riscaldamenti. Sentiamo quello che dice, quella che suona come una provocazione ma anche come un grido d'allarme, una esasperazione, un sindaco trevigiano, è il sindaco di Pederobba. O do servizi alla cittadinanza oppure do le chiavi a chi di dovere e si arrangino loro, perché io non saprei come sbarcare il lunario. Consegnare le chiavi al prefetto, nelle parole del primo cittadino di Pederobba, tutta la frustrazione che lui, come gli altri colleghi sindaci, sta vivendo in questi mesi alle prese, come famiglie e aziende, con il caro bollette. O spengo tutti i lampioni che abbiamo appena cambiato, messo col sistema LED per risparmio energetico, oppure non saprei cosa fare perché le bollette sono triplicate. La situazione è tragica. Ci sono già molte famiglie che si stanno rivolgendo ai servizi sociali del comune, soprattutto anziani soli che con la pensione non riescono a far fronte alle spese, racconta il sindaco, che in vista dell'autunno sta già pensando a quali servizi ridurre, dallo spegnimento delle luci all'abbassamento dei riscaldamenti. Prevediamo delle spese le quali non possono essere più quelle che avevamo previsto, di conseguenza i bilanci vanno in disordine e non riusciamo più a dare i servizi che avevamo preventivato. Costi dell'energia quintuplicati negli impianti natatori, nelle piscine che lanciano l'allarme, situazione drammatica. O interviene il governo o andiamo verso la chiusura degli impianti. È una situazione assolutamente drammatica e insostenibile. Non usa giri di parole Roberto Cognonato, fotografando quella che è, soprattutto sarà in inverno, la situazione degli impianti natatori, realtà energivore che risentono degli aumenti con costi quintuplicati a parità di consumi. Una fattura che prima degli aumenti dell'autunno scorso si aggirava intorno a 8-9 mila euro è diventata di 20-30 mila euro e adesso la prospettiva è che diventi di 50-60 mila euro per lo stesso livello di consumo. Per cui se prima nel bilancio di un impianto incideva il costo energetico per circa il 30% del bilancio complessivo, adesso si va al 70-80%. A luglio alcuni impianti hanno visto fatture di 20-25 mila euro a fronte di quelle degli anni precedenti dello stesso periodo di 5-6 mila euro. Un salasso per le piscine, nonostante la stagione estiva 2022 abbia registrato numeri simili a quelli del periodo pre-Covid. Quello che può essere stato un beneficio di questo periodo è stato utilizzato per andare a pagare debiti pregressi di fatture energetiche non pagate o rateizzate durante l'anno 2022 e non c'è nessuna capacità di sostenere ulteriori aggravi di costi. Le conseguenze di questi aumenti sembrano essere già scritte. Molti impianti hanno già deciso di chiudere nel periodo invernale, aprire solo nei mesi estivi, altri, soprattutto impianti di tipo privato,
altri stanno valutando le possibili soluzioni, che non possono essere gravati sull'utenza perché dovrebbero essere quintuplicate le tariffe delle attività e nessuno mai verrebbe a frequentare gli impianti con tariffe assolutamente economicamente insostenibili. I gestori stanno facendo il possibile per resistere prima con la pandemia, ora con i rincari, ma è necessario, spiega Cognonato, che intervenga il governo con misure che limitino questi aumenti esponenziali. Si vedrà se ci sono delle risposte che possono in qualche modo dare un barlume di speranza o se siamo tutti proiettati a una chiusura. Abbiamo detto come questi rincari pesino sulla sopravvivenza delle aziende che rischiano in molti casi di chiudere, quindi con posti di lavoro a rischio. E appunto è boom di richieste per la cassa integrazione tra le aziende del settore metalmeccanico. La CISL stima che entro fine anno possano essere 2.500 i lavoratori coinvolti. Siamo in provincia di Padova. È boom di richieste di cassa integrazione nel Padovano. Aziende, specie tra quelle cosiddette energivore, cioè che hanno consumi di energia ben al di sopra della media, che fanno richiesta per aprire la procedura per accedere alla cassa integrazione e poi attivarla quando c'è la necessità. Al momento la maggior parte delle aziende sta valutando il da farsi, anche se il numero di lavoratori che sono attualmente in cassa integrazione resta basso. Ci sono molte richieste di cassa integrazione, ma più che di cassa integrazione anche di cambio orari, riduzione di orario, riduzione di giornate lavorative e anche la rinuncia a evadere delle commesse che diventano antieconomiche. Molte le aziende che vivono in pratica la giornata organizzano cioè il lavoro in base al prezzo dell'energia e del gas, con il risultato che c'è chi ha concentrato i turni alla sera o di notte, quando i costi sono più bassi, oppure che si ferma qualche giorno alla settimana. Ma questo non è assolutamente insufficiente, è una guerra una guerra impossibile, nel senso che i prezzi sono esplosi di 10 volte tanto, quindi sì, si prova, ma insomma si raccoglie molto poco. E chi si occupa di politica, si occupi della politica energetica di questo paese, se è un paese a vocazione industriale devono essere sostenute le industrie e se è un paese in cui ci dobbiamo permettere di consumare tutta questa energia, trovare il modo per farla. In altri paesi europei sono molto più avanti, sono impegnati in tantissime altre fonti. È evidente che se dovesse aumentare la cassa integrazione, di conseguenza aumenterebbero anche le difficoltà per le famiglie, dato che con stipendi più bassi si farebbe fatica anche a pagare le bollette di casa. Siamo preoccupati in primo luogo per i lavoratori e per le loro famiglie, perché oltre alle bollette energetiche delle aziende ci sono quelle delle famiglie, di chi vive con dei figli a carico che deve fare i conti con delle bollette che non riesce a pagare. Siamo molto preoccupati, sì, assolutamente sì. Uno scenario, insomma, che vede i sindacati preoccupati per il presente e per il futuro, in attesa delle decisioni che il governo deve prendere subito. Questa era un'altra realtà alle prese con la difficile situazione e allora continuiamo il nostro viaggio tra le realtà produttive alle prese con i rincari. Ci sono tutte quelle realtà energivore nelle quali rientrano i produttori di ceramiche e di vetro e allora saluto, la ringrazio per essere di nuovo con noi Maria Teresa Maroso, Presidente regionale Ceramiche e Vetro Confartigianato, Maroso che siede anche al tavolo nazionale. Buongiorno, ben ritrovata, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora subito, così per rompere il ghiaccio, Maroso, la situazione è drammatica, è pesante per quelle aziende che utilizzano le energie, ma per chi sopravvive solo grazie all'energia che ne consuma in quantità elevate, immaginiamo che sia molto molto grave il momento. Sì, dobbiamo dire che la situazione è grave veramente. A questo punto abbiamo avuto modo di sentire di colleghi che stanno spegnendo di forni perché la situazione sul costo del gas è irreversibile. Non si può pensare di continuare a produrre sotto costo per poi ritrovarci peggio di questo momento. La volontà è quella di continuare pensando in questo momento di far fare delle ferie a delle persone che lavorano con noi e di conseguenza succederà successivamente si penserà di mettere in atto la cassa integrazione. È ovvio che come dicevo un attimo fa
le spese del gas si innalzano sempre di più, non c'è un controllo, di conseguenza ci troviamo a fermarci anche contro la nostra volontà. Io chiedo sempre i numeri, ma perché i freddi numeri danno poi il senso delle cose. Di che cifre parliamo per una bolletta e rispetto poi in confronto all'anno scorso? Allora, guardi, io le parlo della nostra bolletta che noi nel 2021 avevamo preventivato, a gennaio anzi del 2021, avevamo preventivato un costo di 2.000, circa 1.800-2.000 euro. Ci troviamo oggi a luglio di avere una bolletta, gliela faccio vedere, di 4.000, arrivata dal 1 luglio al 31 luglio, 4.619. Eccola qua, non so se riuscite a leggerla. Sì. Ecco, con altri colleghi che si trovano una differenza di 200.000 euro dall'anno scorso, dal 2021 al 2022. Va da sé che la soluzione è quella di fermarsi. Cioè non si può continuamente sostenere una produzione quando non sappiamo mai il costo del gas, perché voglio dire, oggi lo paghi 1,80 euro, domani lo paghi 2 euro, noi siamo arrivati adesso a 2,40 euro al metro cubo. È veramente un'esagerazione, cioè la produzione conviene veramente fermarla, pensando probabilmente più avanti anche a delle chiusure, perché se non si trova una soluzione, se non si trova il tetto del gas che sia ad un prezzo fisso, quantomeno equiparato, voglio dire, è impossibile lavorare, è impossibile continuare a produrre. Anche perché poi la soluzione, che non riguarda solo voi ma riguarda tutti i settori produttivi, è quello di far ricadere sul consumatore finale, sul proprio cliente. Immagino che poi l'incertezza di quello che sarà domani, dopodomani, il costo del gas, visto che è in continuo aumento, mette anche in difficoltà nel momento in cui si fanno dei contratti con i clienti, perché non si sa quale poi potrebbe essere il prezzo finale del prodotto per non proprio rimetterci. Sì, è proprio così. Diciamo che noi, se abbiamo delle commesse o dei preventivi da fare, se oggi abbiamo un costo del gas a un certo prezzo, sicuramente non sappiamo alla fine del mese cosa dovremo pagare. Di conseguenza è veramente improbabile fare un preventivo su con questi costi. Inoltre poi, come diceva lei, dobbiamo pensare che se i nostri dipendenti rimangono a casa o vanno in cassa integrazione non avranno certo il costo della mensilità, di conseguenza l'economia assolutamente deve rallentare, non si sa nemmeno se avranno i soldi per pagare le bollette pure loro. Quindi oltre diciamo il danno c'è la beffa, perché anche a mettere in cassa integrazione le persone è un altro costo ulteriore per quanto riguarda lo Stato. Quindi io credo debbano assolutamente avere coraggio, ma di fare una scelta veramente concreta, ma non fra 9 giorni. Domani, ieri, c'è un'urgenza talmente tale che noi non sappiamo più neanche come chiederla, non sappiamo più come chiedere che c'è questa difficoltà. Che cosa bisognerebbe fare, come ha detto lei, non oggi, subito, immediatamente? Mettere un tetto al costo del gas è sufficiente? Se questa può essere una soluzione, assolutamente sì. Diciamo che la differenza sicuramente deve provvedere lo Stato, perché in altro modo non si può lavorare, non si può continuare a lavorare. Noi capiamo che stanno facendo degli sforzi con il credito d'imposta, ma un 20% del credito d'imposta su un aumento del 25% che noi abbiamo oggi, diventa veramente difficile continuare a lavorare e diventa difficile avere anche una prospettiva, perché non sappiamo domani mattina se avremo anche gas, perché se parlo anche di razionalizzazioni va da sé che c'è una situazione paradossale, io la definisco paradossale. Anche perché poi le commesse magari ci sono. Assolutamente sì, noi eravamo veramente contenti, perché le dico, anche durante il lockdown e da quel momento in poi le richieste sono sempre state molto più frequenti, di conseguenza la nostra categoria era veramente contenta. E come tutte e tante altre delle nostre categorie che cercano personale perché ne abbiamo bisogno. Quindi la possibilità di assumere c'era, però
se le condizioni sono queste e sono arrivate ad una incertezza tale, io credo che siamo arrivati veramente al momento in cui ci dobbiamo pensare che oggi i nostri dipendenti rimangono a casa prima con le ferie e poi con la cassa integrazione, ma non sappiamo domani mattina o fra qualche settimana se potremo ancora lavorare, se potremo ancora continuare. Ieri il presidente di Unioncamere Veneto Pozza diceva che questa situazione porta tanti imprenditori, tante aziende a rinunciare anche ad investimenti che avevano magari pensato di mettere in atto per la propria azienda, per crescere proprio alla luce di quei segnali positivi che erano arrivati, e quindi rischiamo poi di essere meno competitivi, ancora di più meno competitivi con gli altri paesi che è vero soffrono, però probabilmente soffrono un po' meno rispetto a noi. È una considerazione precisa della situazione in cui stiamo vivendo, perché pensare di investire in questo momento diventa veramente difficilissimo, anzi non lo si fa. Di conseguenza noi notiamo che altri stati hanno un aiuto e le aziende continuano a lavorare. Per noi purtroppo, nonostante gli sforzi, i piccoli sforzi che hanno tentato di fare, ma non è questa la soluzione. Quindi assolutamente devono intervenire, lo ripeto, molto coraggiosamente. In altro modo il paese si ferma, e si ferma tutto, si ferma l'economia, si fermerà tutto. Lei prima diceva: ho già notizie di aziende che si sono fermate. Le chiedo se c'è qualche numero. Io ricordo, lei mi aveva mandato l'ultima volta che ci eravamo visti i dati, i numeri sulle aziende presenti in Veneto. Diciamo che il numero più consistente, lo zoccolo duro, lo sappiamo essere nel Vicentino con 136 imprese, 569 addetti, 19 nel Padovano con 31 addetti, a seguire Treviso con 18 aziende, 87 addetti, poi c'è Verona e così via. Le chiedo se c'è un dato su quelle che sono le aziende che già vi hanno comunicato che si fermeranno, perlomeno momentaneamente fermando la produzione, e se è una situazione uniforme che interessa tutte le province o se c'è una provincia che più risente. Immagino che probabilmente i dati più significativi saranno nel Vicentino, visto che rappresenta appunto la parte più consistente di queste realtà. Allora, guardi, io venerdì scorso ho sentito dei colleghi che non me l'aspettavo, le dico, è stata anche una botta veramente a freddo, che hanno cominciato a chiudere i forni perché la scelta è quella di non produrre. Allora, noi non possiamo pensare che domani mattina noi tutti i numeri che lei ha elencato chiudano, perché andiamo per step. Cioè, dipende anche molto da chi ha avuto un contratto con un costo fisso, che ancora qualcuno ce l'ha avuto ed è stato fortunato, altri che continuano a pensare di trovare una soluzione come quella che dicevo, di fare un prodotto a freddo, cioè consigliano ai clienti di fare un prodotto a freddo come rifiniture, di conseguenza hanno una sola cottura, ma una cottura c'è. Quindi diciamo che adesso si sta cercando di ancora capire come si può fare per non chiudere definitivamente, perché questa è la realtà. Noi pensiamo di ridurre, noi pensiamo di cercare di trovare una soluzione per il gas, fare meno forni, ma la situazione non è dall'oggi all'indomani. Noi dobbiamo avere il tempo di capire cosa fare, e questo tempo da noi comincia da adesso in avanti, da adesso in poi. Presidente, io credo che la situazione sia davvero abbia, diciamo, l'urgenza di avere delle soluzioni. Lei dice già ci sono delle realtà che hanno già annunciato la chiusura, il fermo, perlomeno il fermo produttivo, anche perché poi noi pensiamo si spegne il forno e lo si riaccende, ma non è così semplice. E poi le chiedo, comunque ci sono dei costi anche nel momento in cui si ferma il forno? Assolutamente sì, lei ha detto molto bene
chiudere una piccola attività come le nostre microimprese o anche altre aziende che nella nostra categoria hanno fino a 40 dipendenti, non è che vai dentro, giri il bottone di un contatore, oggi chiudi, domani apri. No, non è così, ma lo sanno molto bene, lo dovrebbero capire molto bene che non è così. Le conseguenze sono poi che le strutture non è che non pagano più niente, ci sono sempre dei costi nonostante ci sia la riduzione, nonostante ci sia il fermo della produzione. Bisognerà poi vedere se riusciamo a mantenere la clientela con gli ordinativi, perché questo è anche un grosso problema a cui noi stiamo cercando di affrontare. Questo lo vediamo non oggi, non domani, ma col tempo. Non possiamo vederlo immediatamente, possiamo presumere che sia la cosa, che sia questo l'andamento, ma non abbiamo la certezza. Noi ci auguriamo invece che riescano a trovare delle soluzioni per le necessità che abbiamo. Presidente, io la ringrazio davvero tantissimo, anche la sua analisi è stata molto interessante, molto importante, un altro spaccato della nostra economia in forte sofferenza che richiede misure, interventi urgenti, urgentissimi, perché ci sono posti di lavoro a rischio, famiglie che rischiano, perché poi anche le famiglie devono pagare la bolletta e se non ci sono delle entrate o le entrate vengono ridotte dalla cassa integrazione, chiaramente si crea quel circolo vizioso di cui abbiamo parlato molto spesso. Grazie a Maria Teresa Maroso, Presidente regionale Ceramiche e Vetro di Confartigianato. Torneremo presto ad aggiornarci con lei, Presidente. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie, buona giornata, grazie. Grazie. Insomma, anche questa è una realtà che deve fare i conti molto molto salati con questi aumenti. Avete sentito già, dei forni stanno chiudendo e la prospettiva è quella che molte altre realtà fermino la produzione, se non addirittura abbassino per sempre le saracinesche, perché costa troppo produrre, nonostante, è il paradosso di questo momento, le commesse ci siano. Lasciamo per un attimo questo argomento, torneremo poi sui rincari, sulle possibili soluzioni nel dibattito con i candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre tra più tardi. Vi annuncio che anche tra poco torneremo alla Mostra del Cinema di Venezia, naturalmente con il nostro Lorenzo Maier, per sapere il programma della giornata. Ma adesso vediamo un salvataggio reso possibile dall'intervento degli uomini del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, per salvare un setter in difficoltà. Arcugnano. Il finale è positivo per la disavventura che ha visto come protagonista Mara, un esemplare di setter inglese molto vivace. Insieme al suo proprietario erano andati in passeggiata nei boschi a ridosso di via Pira domenica mattina. Una zona impervia, poco battuta. Il cane da caccia, forse per inseguire una preda, è sfuggito al controllo e si è lanciata all'inseguimento dell'animaletto in fuga. In corrispondenza di un dirupo è finita in fondo facendo un volo di 20 metri. Immediatamente il proprietario ha lanciato l'allarme ai vigili del fuoco, che sono accorsi con gli specialisti del SAF, il reparto speleo alpino fluviale. Gli operatori, una volta imbragati e assicurati alle cime, si sono calati nella fenditura raggiungendo Mara, che attendeva fiduciosi i suoi salvatori con guaiti. Il cane si è lasciato imbragare docilmente e in breve è stato riportato incolume per la gioia dei presenti. Abbiamo un aggiornamento sull'incidente stradale accaduto poco fa di fronte agli uffici postali di Pieve di Soligo, quindi siamo nel Trevigiano. Si tratta di una fuoriuscita autonoma, un'auto, una Renault Modus, condotta da un uomo di origini marocchine, ha urtato un platano al lato della carreggiata. L'automobilista è rimasto ferito, sembra però in modo non grave. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge e i vigili del fuoco. E adesso facciamo un passo indietro, torniamo indietro a 24 ore fa per la giornata storica vissuta a Roma, di riflesso a Canale d'Agordo ma in tutto il Veneto, per la cerimonia di beatificazione in piazza San Pietro di Papa Luciani. Beatissime Pater, ego Episcopus Bellunensis Feltrensis, humillime a sanctitate vestra peto, ut venerabilem servum Dei Ioannem Paulum primum Papam in numerum beatorum ad scribere benignissime digneris. Nos vota fratis nostri Renati Marangoni, Episcopi Bellunensi Feltrensis,
nel non plurimorum aliorum fratrum et episcopatum multorumquam Christi fidelium explentes de dicasteri de causi santorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei Ioannis Paulus primus, Papa, beati nomine imposterum appelletur, acque die 26 Augusti quotannis in locis et modis iuris statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sono trascorsi poco più di 10 minuti dopo le 10:30. La formula di rito letta da Papa Francesco eleva beato Giovanni Paolo I, un evento atteso da 19 lunghi anni dai fedeli presenti in piazza San Pietro a Roma per assistere dal vivo alla cerimonia e in contemporanea a Canale d'Agordo in piazza Papa Luciani davanti al maxischermo. Giovanni Paolo I sarà chiamato beato e ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto sarà celebrato il 26 agosto, giorno della sua ascesa al Soglio di Pietro nel 1978. Lo svelamento di un arazzo raffigurante l'immagine di Albino Luciani, la consegna di una reliquia risalente al 1956, un manoscritto autografo del beato incastonato in un'opera realizzata dallo scultore bellunese Franco Murer, sono stati salutati da un lungo applauso. Papa Francesco ha concelebrato il rito con circa 400 tra cardinali, vescovi e sacerdoti, tra loro il postulatore della causa di canonizzazione, il cardinale Beniamino Stella, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, il patriarca di Venezia Moraglia, i vescovi di Belluno Feltre Marangoni e di Vittorio Veneto Pizziolo. Alla celebrazione erano presenti il capo dello Stato Mattarella, il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il presidente della regione Veneto Zaia e il presidente della provincia di Belluno Padrin. Nella sua omelia Papa Francesco ha spiegato che Papa Luciani ha vissuto nella gioia del Vangelo senza compromessi, amando fino alla fine, incarnando la povertà del discepolo, pastore mite e umile, seguendo l'esempio di Gesù. Dopo l'Eucaristia e prima della benedizione, il Santo Padre ha rivolto un pensiero ai fedeli. Saluto tutti voi pellegrini, in modo speciale i fedeli di Venezia, Belluno e Vittorio Veneto. Località legate all'esperienza umana, sacerdotale e episcopale del beato Albino Luciani. Antena 3 ieri ha seguito tutta la cerimonia, ma ha seguito anche le emozioni raccolte dalla nostra Tiziana Bolognani insieme a Nicoletta Rizzetto nel paese natio di Papa Luciani, Canale d'Agordo. Si è conclusa la cerimonia di beatificazione da piazza San Pietro in diretta, seguita anche da Canale d'Agordo davanti a un foltissimo numero di fedeli che hanno avuto il privilegio, l'orgoglio di partecipare a questa che sarà una giornata ricordata come una giornata storica. Gli applausi da piazza San Pietro a piazza Papa Luciani a Canale d'Agordo, dove il pellegrinaggio dei fedeli è iniziato sin dalle prime ore di questa domenica, che ha consegnato alla storia Giovanni Paolo I. Gioia e trepidazione tra la gente arrivata da ogni parte del Veneto e dai villeggianti presenti per testimoniare la devozione che si respira in ogni angolo del paese natale di Albino Luciani. È stato un uomo che ha preso per il cuore tutta la gente, io credo, perché con semplicità, con umiltà, come diceva sempre lui, ha fatto delle cose grandissime. E se 33 giorni sono bastati ad avere questo, non c'è nient'altro da aggiungere. È sempre stato un Papa buono, che ha fatto del bene. Ecco, tutto qua. Lei è contenta e felice che finalmente siamo arrivati alla beatificazione del Papa? Sì, meritava. Come dice? Magari prima. Poteva essere fatta prima? Sì, sicuramente. C'è dentro di noi, dentro di me qualcosa che è il Papa del mio paese, di questo paese. E quindi oggi lei non ha voluto mancare? Assolutamente no. Siamo sempre venuti qua a trovarlo. Quando venivamo in ferie a Falcade la prima tappa era questa. Più di 10 anni che veniamo, è sempre un gran ricordo. È un riconoscimento anche di una persona qui del posto, nato tra le nostre montagne, sì che è
è una grazia per tutti noi come esempio di vita e di cristiano vissuto, insomma, ecco. La sua immagine scolpita a grandezza naturale in bronzo, conservata all'ingresso della chiesa parrocchiale, raduna ai piedi ex voto richieste di grazia, le foto di chi a Papa Luciani ha rivolto le proprie preghiere. Via vai di gente al museo intitolato al Beato e all'ufficio della sala comunale per l'annullo filatelico del francobollo papale. Tra i pellegrini incontriamo una coordinatrice degli scout di Venezia che ebbe la fortuna di conoscere personalmente Albino Luciani. Era di un'umanità incredibile. Le posso raccontare che ci riceveva nel suo salottino privato con le poltroncine rosse in similpelle, niente di lussuoso. Rivelava la sua profonda umanità, la sua spiritualità. Ci sembrava di essere proprio come un amico. Da Roma il messaggio del presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Oggi siamo stati qui insieme ai familiari, insieme a tantissime autorità, insieme al mondo della Chiesa, che si è riunito attorno ad una figura che resterà per sempre nella storia e che purtroppo abbiamo perso dopo troppo poco tempo. Domenica prossima a Canale d'Agordo alle 16 la messa solenne di ringraziamento per la beatificazione di Papa Luciani. Il vescovo Renato Marangoni concelebrerà il rito presieduto dal patriarca di Venezia, unitamente al vescovo di Vittorio Veneto e al vescovo emerito Giuseppe Andric. Ieri mattina dunque la lunga diretta di Antenna 3 per seguire la cerimonia di beatificazione di Papa Luciani, ma nel pomeriggio siamo tornati in diretta per seguire invece le emozioni dell'ultima giornata del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, presenti in città per assistere proprio alla gara tra i carri oltre 25.000 persone. Ecco il centro alla Pieve che arriva proprio in questo momento. Incredibile, vittoria del Centro alla Pieve. Stremati ma felici gli atleti del Centro La Pieve con 9, 23 e 44 conquistano la 32esima edizione del Palio del Vecchio Mercato. Per gli atleti azzurri si tratta della quinta vittoria entrando nella storia del Palio. La fatica ha lasciato spazio agli abbracci per aver tagliato il traguardo con il tempo migliore dopo 1990 metri di percorso e una pendenza del 5%. 11 le contrade che si sono sfidate nella giornata conclusiva di una manifestazione che ha visto in questi 6 giorni 50.000 presenze. Circa 25.000 le persone che oggi hanno seguito la gara dei carri carichi di prodotti tipici di ogni singola contrada che hanno toccato i luoghi simbolo di Montebelluna. La fatica dello stanghista di Contea alla Torre. 5 atleti con 2 cambi per ogni contrada hanno spinto i carri che per regolamento non possono avere un peso inferiore ai 380 kg. Un'emozione che si rinnova anche per chi, come Paolo, membro della giuria, segue la gara ormai da 30 anni. È nata una tradizione con questo palio, con i Selese che hanno inventato questa gara qui, è stato molto bello e noi la portiamo avanti. Dopo le restrizioni a causa della pandemia, il palio numero 32 rappresenta di fatto un ritorno alla normalità. C'è partecipazione, emozione, perché ovviamente dopo 2 anni c'era bisogno di qualcosa in città che smuovesse un po' gli animi. C'è intrattenimento comunque, perché c'è una bella giornata. Intanto ieri era stata la volta del palio femminile di Montebelluna che ha visto la vittoria della contrada di Busta il Postale. Per la squadra granata una riconferma dopo il successo ottenuto nel 2021. E adesso è il momento di andare al Lido di Venezia per la mostra del cinema. Buongiorno Lorenzo Maier. Lorenzo, mi senti? Lorenzo? Ci sei? Abbiamo forse un problema con Lorenzo Maier. Lorenzo, mi senti? Oggi è la giornata di Harry Styles, ma non solo, continua la sfilata sul red carpet dei divi di casa nostra, ma anche dei divi Hollywood. Eccoci qua, buongiorno Lorenzo. Lorenzo, mi senti?
Allora, vediamo di sistemare il collegamento con il nostro Lorenzo Maier per capire quelle che sono le novità, il programma della giornata alla Mostra del Cinema, ma intanto io vi farei vedere un servizio, se la regia mi supporta, che riguarda uno dei gioielli del nostro Veneto e della Cappella degli Scrovegni con gli interventi di restauro. Padova Urbs Picta, patrimonio UNESCO dell'umanità, c'è un investimento ulteriore da parte del Ministero. È dal 1993 che le statue alle mie spalle, questo trittico opera di Giovanni Pisano, così come la statua di Enrico Scrovegni pregante, il cavaliere dell'Arena, non venivano manutenute in modo organico, a parte qualche piccola spolveratura. Il progetto prevede invece un intervento di lungo periodo con analisi, indagini di tipo multispettrale. Hanno già provveduto ad una modellazione 3D che permetterà di analizzare in profondità anche le tecniche costruttive di Giovanni Pisano. Un restauro straordinario che verrà realizzato grazie alla collaborazione del Ministero dei Beni Culturali, dei lavori rimandati per troppo e che ora permetteranno di riscoprire le statue di Giovanni Pisano. Non dobbiamo mai dimenticarci che qui non c'è solo il grande Giotto, c'è un altro gigante che è appunto Giovanni Pisano. La scultura, nella fine del 200, anticipa e prefigura la rivoluzione giottesca. Queste meravigliose opere, che è un unicum di Giovanni Pisano, arrivano qui via nave, via fluviale, e immaginiamo che le mani, perché erano molto delicate, durante il viaggio le abbia finite qui Giovanni Pisano. Quindi immaginiamo questo dialogo serrato tra questi due giganti. Opere che nel complesso della Cappella degli Scrovegni dialogano con gli affreschi di Giotto. Ma è evidente una cosa, qui c'è una grande innovazione. La Madonna non ha nulla di ieratico, ma è una madre che guarda suo figlio negli occhi. Guardate come la lezione di Giovanni Pisano viene recepita da Giotto, che nella scena topica del bacio di Giuda cambia l'iconografia. Cristo non guarda verso lo spettatore, ma guarda direttamente negli occhi Giuda. È un uomo che guarda l'amico che lo sta tradendo. Ma non c'è solo questo, il dado giottesco, ovvero vizi e virtù, sono delle false statue dipinte da Giotto dentro finte nicchie. Ancora un dialogo serrato con Giovanni Pisano, ma anche il suo superamento. Adesso dovremmo essere in grado di collegarci con Lorenzo Maier dalla Mostra del Cinema di Venezia. Mi senti, Lorenzo? Sì, Francesca, ciao, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Buongiorno a te, Lorenzo. Allora raccontaci che divi sono attesi oggi in Laguna. Mi senti? Non ti sento più, Francesca. Niente, siamo sfortunati con il collegamento con il nostro Lorenzo Maier. Proviamo l'ultima volta. Lorenzo, mi senti? Niente, allora a questo punto io direi di far così, mandiamo il meteo, poi la pubblicità e poi torneremo in diretta allo spazio al confronto tra alcuni candidati alle prossime elezioni del 25 settembre. Meteo e pubblicità tra poco. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un aumento della pressione atmosferica, dunque bel tempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 5 settembre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con tanto sole ovunque e cielo sereno o al massimo velato. Qualche addensamento pomeridiano sui monti con occasionali acquazzoni. Temperature in aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo ben poche novità, anche qui ampio soleggiamento, cielo limpido o con poche nubi sparse, senza piogge associate. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25-29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato e non sono attese precipitazioni degne di nota.
Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. E allora siamo tornati in diretta, come anticipato prima della pausa pubblicitaria, spazio al dibattito tra alcuni candidati alle prossime politiche del 25 settembre. Con loro torneremo sui temi toccati finora, naturalmente in primo piano il caro bollette e quelle che potrebbero essere le misure da adottare subito per dare ossigeno alla nostra economia in forte sofferenza. Allora vado subito a presentarli e a salutarli, li ringrazio per essere con noi. Buongiorno ad Antonietta Gatti di Vota la Vita, grazie per essere con noi. Buongiorno ad Adriano Longo di Italia Sovrana e Popolare e buongiorno a Marco Simionato di Unione Popolare. Grazie a tutti e tre per essere con noi. Buongiorno. E allora, buongiorno. E allora iniziamo subito. Faccio vedere anche a voi, ma lo ricordo anche da casa, il sondaggio che presentiamo oggi. Il quesito è questo: caro energia, togliere le sanzioni alla Russia? Se la risposta è sì, il numero è lo 0422 1626691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 1626690. L'esito questa sera nel corso di Ring. E allora inizio subito con Antonietta Gatti e chiedo, se lei fosse a casa, che numero comporrebbe il sì, il no di fronte a questo tema che sta accendendo a livello nazionale il dibattito politico sull'opportunità di togliere le sanzioni alla Russia, che potrebbe essere, da quello che ha detto il presidente Putin, l'unico modo per mettere fine a questi aumenti, anche perché la Russia minaccia una tempesta globale verso l'Europa e non solo, proprio giocando sul prezzo del gas e le forniture di gas. Antonietta Gatti e poi Longo e poi Simionato. Prego. È una domanda che ha due aspetti. Io direi subito sì, perché effettivamente noi cittadini che paghiamo le tasse abbiamo diritto ad avere un servizio, cioè almeno il gas, almeno l'elettricità e così via. Ci sono vari aspetti che devono essere ovviamente verificati, cioè questi aumenti sono veramente collegati con la Russia oppure c'è qualche altro discorso? Perché io so per esempio che noi abbiamo fatto dei contratti decennali a un prezzo basso del gas e quindi questi aumenti non sono esattamente correlabili, solo forse più avanti. Fanno riferimento a una borsa di Amsterdam che però uno si toglie da quel giro, secondo me si potrebbe fare diversamente. È ovvio che non si doveva arrivare a questo punto. Ecco. Io, se mi permettete, vorrei fare una riflessione sul fatto che prima di fare delle sanzioni devi fare un bilancio sui, si dice, rischi e benefici, cioè su quanto possono essere effettivi e su quanto è il ritorno, l'effetto negativo che ha su di te. E quindi prima di imbarcarsi in certe avventure, qualche azione diplomatica, visto che noi eravamo bravi, noi Italia eravamo bravi nell'azione diplomatica, io l'avrei fatta. Ecco, questo è il mio pensiero. D'altra parte queste sanzioni colpiscono veramente incisivamente la Russia, perché so che lei a questo punto ha fatto altri accordi, non ha venduto il gas a noi, l'ha venduto alla Cina, l'ha venduto ad altri, quindi bisognerebbe capire esattamente quali sono i termini di cui io non sono al corrente in questo momento. Longo, di fronte a questo quesito, a questa discussione sulle sanzioni alla Russia da togliere per risollevare anche la nostra economia europea, lei come si pone? Sovrana e Popolare, mi vedo costretto a fare un passo indietro di qualche anno. Le sanzioni alla Russia vanno tolte senza se e senza ma non è il tema. Le sanzioni alla Russia non dovevano essere messe, non doveva essere l'Italia capofila più realista del re
portare avanti questa vera e propria guerra, se vogliamo usare una parola forte, ma di fatto lo è, contro il popolo russo. E il fenomeno bollette viene strumentalizzato, è un'ennesima emergenza, un'ennesima paura che è funzionale ancora una volta a sedimentare delle politiche folli di decostruzione del nostro tessuto sociale, della nostra impresa, della nostra vita normale, dando responsabilità varie a persone che di fatto, persone o enti che di fatto non sono responsabili. È una serie di scelte politiche programmate di chi ha una visione di un mondo che non corrisponde minimamente alla nostra. Quindi noi siamo contro la guerra, contro le sanzioni, e siamo per la famiglia e siamo per l'impresa, per una ricostruzione di ciò che c'era e ci è stato sottratto. Pertanto le ribadisco ancora una volta: sì, assolutamente sì, le sanzioni vanno tolte, ma il tema è non andavano messe in primo luogo. Simeonato. Sì, anch'io devo fare un passo indietro, perché il vero problema non sono le sanzioni, ma il vero problema è la guerra. E chi ha fomentato questa guerra, e l'Italia è stata sempre in prima fila, lo ha fatto irresponsabilmente, perché comunque c'è un problema innanzitutto sociale, che la guerra va a scapito sempre di tutti i popoli, degli invasi e degli invasori, ed è combattuta dalle elite economiche che ne traggono addirittura guadagno. Quello che pensiamo noi è che non ci sia stata una forte azione diplomatica, che l'Italia avrebbe dovuto mettersi in prima fila in una fortissima azione diplomatica, e che il dibattito invece è stato filo atlantista fin dall'inizio, e ha rifiutato fin dall'inizio la complessità. Cioè, una guerra non è mai il frutto di un'iniziativa individuale, è il frutto di una serie di questioni geopolitiche che si pongono da anni. Invece qui il dibattito è subito stato catalizzato come fosse un dibattito fra ultras, o pro Putin o contro Putin. Non è così. Cioè, la NATO nel 1991, al crollo del muro di Berlino, aveva chiaramente detto che non si sarebbe allargata di 1 metro, invece è andata avanti di 1000 chilometri. Qui bisogna capire, insomma, che tipo di ruolo l'Italia vuole svolgere, se vuole continuare a fare lo zerbino degli Stati Uniti, appoggiando in toto una guerra che indebolisce l'Europa, e che gli Stati Uniti hanno calcolato bene, perché nello scacchiere internazionale questa qua è una guerra per interposta persona, non è una guerra fra Russia per interposto stato, scusate, non è una guerra fra Russia e Ucraina, è una guerra fra la Russia e la NATO, e in prima fila gli Stati Uniti, che hanno tutto l'interesse a mantenere la loro posizione di predominanza nel mondo, e la Russia è uno dei concorrenti più insomma accreditati. Quindi il discorso delle sanzioni, certamente le sanzioni vanno tolte, ma è una cosa successiva. Prima di tutto va intrapresa un'azione diplomatica forte perché ritorni la pace, e perché ci sia un multilateralismo disteso, perché non ritorni una guerra fredda, e soprattutto, secondo me, va ripensata la nostra partecipazione alla NATO. L'Italia deve uscire dalla NATO, la NATO è uno strumento assolutamente inutile. Ecco, in questo scenario che avete delineato c'è un'Europa che subito dopo lo scoppio della guerra si è presentata unita, d'accordo nelle sanzioni, d'accordo nell'accoglienza dei profughi, e ora si chiede a quella stessa Europa di essere regista delle anche misure economiche da adottare. Una su tutte è quella del tetto del prezzo del gas, che si sta discutendo, sulla quale l'Unione Europea sembra andare avanti, però in realtà noi vediamo che ci sono già paesi europei che si stanno muovendo in modo disordinato, e probabilmente pagheranno un prezzo minore rispetto al nostro paese di fronte a questi rincari. Simeonato, lei pensa che debba esserci questa regia europea, il ruolo dell'Italia all'interno poi di questa Europa, se effettivamente è un'Europa che si è dimostrata unita appena scoppiata la guerra in Ucraina? Deve assolutamente esserci una regia europea, ma all'interno di un cambio totale di paradigma. Cioè, noi non possiamo pensare
di lasciare mano libera al mercato su tutte le cose. Aver lasciato mano libera al mercato anche sul prezzo dell'energia, sul gas, sull'elettricità è stata una cosa mortifera. Molto spesso si parla di pensiero unico, a sproposito, è un concetto che è stato in qualche modo diciamo creato, inventato da Ignacio Ramonet nel 1995 in un articolo che scrisse sul Le Monde Diplomatique. Descrisse il pensiero unico come il pensiero unico neoliberista. Sembrava che il mercato fosse il Dio e che il neoliberismo fosse la nuova religione che risolveva i problemi del mondo. Questo non è, perché il mercato lasciato libero e lasciato a se stesso crea queste disparità. Praticamente noi siamo nelle mani degli speculatori. Questa cosa si sapeva già prima della guerra, perché basta cercare in internet. Già nel dicembre 2020 c'erano articoli che parlavano di un possibile overshooting del prezzo del gas, perché era chiaro che il funzionamento lasciato al mercato, dove c'è una scommessa sulle quantità e sui prezzi, e dove c'è la possibilità di fare degli extra profitti comprando il gas a un certo prezzo e rivendendolo al prezzo di mercato dopo, il mercato lasciato a se stesso non ha umanità. Il mercato lasciato a se stesso così com'è distrutto. Quindi c'è di ripensare agli strumenti che ci permettono di vivere, perché in questo scenario non è che tutti stanno male. In questo scenario ci sono pochissime persone che si arricchiscono tantissimo e un sacco di famiglie e imprese che vengono portate alla rovina. Questa cosa va regolamentata. Infatti la nostra proposta è fra le altre, insomma, è quella della nazionalizzazione delle imprese dell'energia. Devono essere sotto il controllo dello Stato, non devono essere affidate al mercato. Gatti, prima mentre facevo la domanda sul ruolo dell'Europa e dell'Italia all'interno di questa Europa, vedevo che scuoteva la testa. È poco convinta di questa Europa unita? Io ho lavorato con l'Europa, nel senso che ho avuto dei progetti europei 10 anni fa, diciamo così, e quindi in quel momento l'ho lodata perché ha investito su delle proposte di ricerca innovative e che hanno dato dei risultati. Poi ho visto un'Europa invece che si è lasciata prendere la mano dall'elite, mentre prima era effettivamente un'Europa che guardava ai cittadini tutti, cercando di aiutare i più poveri e così via. In questo momento invece sta facendo esattamente l'opposto. Quindi non mi ritrovo più in questa Europa, ma già non si era ritrovata l'Inghilterra che se n'è andata per altri motivi, direi, però se n'è andata. Già più di 10 anni fa si parlava di un'Europa che avesse un esercito per difendere i propri confini. E questa idea era sempre stata accantonata, adesso è tornata di moda. Abbiamo un esercito che internazionale, non si sa bene chi ci sia dentro, che può andare nei vari paesi e di cui noi non sappiamo quali siano le regole, il controllo. Quindi effettivamente è un'Europa che io non riconosco più. E come diceva lei giustamente, ci sono alcuni paesi che conoscono le proprie economie e che quindi capiscono che certe scelte di Bruxelles vanno contro la propria economia e contro i propri cittadini, e questo non lo si può permettere ovviamente. Quindi anch'io mi associo a quello che diceva l'altro relatore, perché effettivamente ci troviamo in una situazione in cui non si sa bene chi difende il diritto dei più poveri, della classe che in questo momento sta soffrendo, ma soffrendo la fame, che è un'altra cosa. Quindi noi vediamo che la fame in Europa è aumentata invece che essere diminuita, quindi sicuramente l'Europa non ha raggiunto gli obiettivi che aveva 10 anni fa. Longo, questa Europa che cerca di essere unita, di avere politiche comuni, ci riesce o non ci riesce? Ci riesce o non ci riesce? Sarebbe bello partire dalla comprensione di che cosa sia questa Europa e di quali siano i fini che persegue.
perché se questa Europa, come avrebbe dovuto essere, doveva fare gli interessi di un popolo unito, più forte, più compatto, rappresentando in maniera equanime le necessità e istanze dei popoli aderenti per combattere lo stradominio dell'Asia, se questa doveva essere l'Europa, ahimè, ha fallito. Ma temo che la chiave di lettura sia un'altra, ovvero sia che questa Europa, nata forse, dico forse, ma la letteratura più feroce ci dimostra che non è così. Comunque diciamo che questa Europa persegue ben altri fini americanocentrici. La NATO da strumento difensivo è diventato un efferato strumento offensivo. E pertanto l'Europa che cosa dovrebbe fare per noi oggi? La prima cosa che dovrebbe fare è smetterla di portarci in guerre e in caos economici che nessun paese sovrano avrebbe mai sensatamente accettato. Prima si parlava delle bollette dell'Europa e, come lei correttamente ha chiesto, sì, noi siamo stati i più realisti del re, dicevo, ovvero sia noi abbiamo Mario Draghi, quindi noi non abbiamo neanche la possibilità di svicolare nei bertugi legislativi o normativi, perché noi il deus ex machina di questo piano ce l'abbiamo in casa, al governo letteralmente. Prima avevamo avuto Conte, abbiamo avuto governi totalmente asserviti a un potere sovranazionale, come i colleghi giustamente sottolineavano, quindi in questo quadro parlare di Europa mi sembra un po' bizzarro. Noi oggi, chiaro, chi ha fatto il danno ha l'obbligo, il dovere di porre rimedio quanto più possibile, fin tanto che non potranno cedere il passo a qualcuno che rappresenti meglio gli interessi del popolo italiano. Nel frattempo, ebbene sì, tetto prezzo del gas assolutamente, magari andare a vedere dove sono le speculazioni su questi costi, perché non corrisponde alla narrazione è Putin che chiude i rubinetti. Questa è una narrazione che non regge più. Pertanto mi permetto di dire che tutta la narrazione che noi vorremmo soppiantare con un racconto più credibile è quello di un paese che ritorna in pieno possesso della sua sovranità monetaria e economica, delle sue politiche, di un piano industriale volto alla piena occupazione e alla salvaguardia di ogni realtà territoriale, a partire dalla famiglia, passando per le imprese, per la nazionalizzazione dei punti strategici delle risorse di questo paese, fino a tornare alla famiglia. Perché si ritorna alla famiglia? Perché in mancanza di una famiglia serena, felice e solvente noi non avremo proprio niente di cui occuparci sul piano politico. E allora vediamo, tra un po' toccheremo anche quelle che potrebbero essere le soluzioni, perché ci sono aziende, abbiamo sentito oggi tante realtà diverse, tutte accumulate da una difficoltà enorme. Il rischio è quello veramente di vedere realtà produttive fermarsi, se non addirittura chiudere definitivamente. Quindi poi capiremo quelle che potrebbero essere le risposte. Avete toccato tutti il tema delle famiglie, perché poi aziende che non lavorano, lavoratori che restano senza lavoro, famiglie che non riescono a pagare le bollette. Quindi c'è bisogno di pensare anche a politiche rivolte alle famiglie, e quindi chiedo a tutti e tre come intervenire. Oggi c'è proprio, e ve la leggo tanto per così trovare un argomento in più per i nostri ragionamenti, con il ministro alla famiglia Elena Bonetti, che dice: per sostenere le famiglie in questa fase di urto economico abbiamo proposto con un emendamento al Senato che venga anticipata la rivalutazione a ottobre dell'assegno unico. E allora partiamo dall'assegno unico lungo con il nostro ragionamento, e poi parleremo anche di un tema che è quello del reddito di cittadinanza. Intanto ve lo butto là, ma andiamo con ordine, con l'assegno unico, da riproporre, da ristudiare, da rivedere, e se no che altre politiche mettere sul tavolo per le famiglie che sono in difficoltà, perché anche nelle case nostre arrivano queste bollette. Longo, riparto da lei. Sì,
viviamo in questa fase storica dove abbiamo dei governi che con una mano ci tolgono e con l'altra ci elemosinano bonus o piccoli sostegni, no? Che basta guardare un decennio fa, erano forme di welfare, forme di sostegno alla famiglia o all'impresa che era in difficoltà per contingenze straordinarie. Oggi lo straordinario è ordinario. Oggi se un veneto, no? Noi siamo veneti, costruiamo, faccio l'esempio banale per capire di cosa sto parlando, noi costruivamo caldaie da 100 anni, da 100 anni. Oggi se una famiglia vuole una caldaia deve avere accesso al bonus, se vuole fare il cappotto il bonus, se vuole andare in vacanza il bonus, se fa figli bonus, sostegno e sostentamento. Questo è una narrazione che ovviamente deve essere presa con la dovuta serietà, perché la gente in difficoltà c'è. Ma di nuovo un passo indietro, ma come mai la gente è in difficoltà? Perché le famiglie non arrivano alla fine del mese? Perché le famiglie si devono aggrappare ai bonus e ai sussidi? Questo non è per una questione di equa redistribuzione della ricchezza, perché l'equa distribuzione non c'è. Abbiamo accentramento di potere, di ricchezza, di denaro nelle mani di pochi, che normalmente questi pochi non pagano le tasse in Italia. E alla famiglia, con magari un padre che lavora e una madre che si occupa di 4 o 5 figli, esistono ancora realtà come queste, viene completamente dimenticata da tutta la struttura sociale. Pertanto come sappiamo anche le tasse, no? Sono lo strumento per garantire una redistribuzione della ricchezza, non sono il modo con cui lo Stato fa le strade, è un modo per gestire e redistribuire la ricchezza a che non ci sia chi guadagna troppo e chi fa la fame. Oggi siamo alla fame, pertanto la prima cosa che chiederei io come azione di dignità, assieme con una dichiarazione, una promessa solenne, un giuramento di non ripresentarsi mai più nella scena politica, chiunque abbia collaborato e partecipato a questo disastro, perché di questo stiamo parlando, il paese Italia è in ginocchio non per modo di dire, lo è de facto, pertanto io chiederei a queste persone di porre immediatamente un rimedio e, come dicevo prima, salutando, riconsegnando le chiavi di casa e togliendosi per sempre dalla scena politica, perché le loro condotte, i loro crimini usciranno, verranno fuori, sarà possibile fare luce su questa e su tanti altri capitoli bui della nostra storia recente, per cui mi auguro che trovino asilo in qualche paese più gentile e tolgano il disturbo. Per rispondere concretamente alla domanda però, io partirei con un gesto davvero che può essere un segnale positivo per gli italiani, ed è in primis eliminare ogni tassazione, ogni forma di rincaro che troviamo in bolletta da parte dello Stato, e questo lo può fare immediatamente. Quindi parliamo del 30-40% delle bollette, mi pare 30 per l'energia, 40 per il gas, tutti quei costi aggiuntivi vanno tolti immediatamente e contemporaneamente al bloccare qualsiasi centesimo di euro che venga messo nel finanziamento di armi e guerre varie. Ucraina su tutte, e quel denaro lì, parliamo di 5 miliardi mi pare di euro la settimana scorsa, abbiamo versato per questa guerra sbagliata, ingiusta e incostituzionale per quanto riguarda noi, paese che ripudia la guerra. Partirei da lì e lo farei entro sera, sinceramente. Entro sera diciamo che tutto quel denaro va reindirizzato alle famiglie, va rindirizzato al sostegno e alle imprese che stanno chiudendo, e poi ritorneremo su questi temi, immagino, non la voglio far troppo lunga.
Sì, sicuramente, anche perché appunto misure che poi hanno bisogno di risorse, le risorse uno si chiede dove si vanno a trovare, quindi poi torneremo su questo. Simeonato, gli aiuti alle famiglie. Guardi, qualcuno anche con una punta di disprezzo che è molto comune di questi tempi verso chi difende le classi meno abbienti, ci ha detto che la nostra è l'agenda di Robin Hood. Ecco, noi lo rivendichiamo con forza questo, e non solo la nostra è l'agenda di Robin Hood, ma l'agenda di chi ha governato finora era l'agenda dello sceriffo di Manchester. Dove si vanno a prendere le risorse? Si vanno a prendere da chi ne ha, e ce ne sono molti che ne hanno, perché l'ultimo rapporto Oxfam sulla disuguaglianza dice, tanto per fare un esempio, che i 3 miliardari più ricchi d'Italia posseggono quasi quanto il 10% più povero della popolazione, cioè circa 6 milioni di persone. Allora, vogliamo dire che rompiamo questo tabù della patrimoniale e andiamo a prendercene da questi le risorse che servono? Sì, noi siamo per fare questo, sul nostro programma è scritto, tassare i patrimoni fino da 1 milione di euro in su. In più si devono tassare gli extra profitti di chi da questa vicenda dell'aumento del gas sta facendo veramente ricchezza infinita. L'ENI, tanto per fare un esempio, nell'ultimo trimestre del 2021 ha conseguito un utile netto di 4,7 miliardi di euro. Li prendiamo anche da qui. E dopo ci sono tutta una serie di misure che peraltro sono state anche già adottate da alcuni paesi europei come la Spagna e il Portogallo, cioè mettere un tetto al prezzo del gas e per esempio mettere un price cap, cioè un tetto massimo dove lo Stato va a compensare l'aumento del prezzo che determina l'insostenibilità del costo. E queste sono alcune delle misure che noi abbiamo previsto sul nostro programma. In questo paese appunto ci sono delle enormi disuguaglianze e lì dobbiamo andare a prendere i soldi. Non è vero che non ci sono i soldi, perché per finanziare e inviare le armi all'Ucraina i soldi si sono trovati dall'oggi al domani. Allora, e fra l'altro si è deciso di aumentare fino al 2% del PIL le spese militari. Questo provvedimento non è comune a tutti i paesi della NATO, lo fanno 8 su 30 e noi, come ha detto anche un collega prima, siamo sempre più realisti del re. Non è vero che le risorse non ci sono, le risorse ci sono, basta sapere dove andarle a prendere. Chiaro che tutti questi provvedimenti si possono fare subito come situazione emergenziale, ma c'è un problema strutturale, cioè noi non possiamo continuare a pensare di lasciare mano libera al mercato e di portare avanti l'agenda dello sceriffo di Nottingham, dove i ricchi pagano meno tasse dei poveri. Anche per esempio la flat tax è una proposta assolutamente ingiusta, perché propone un 15% per tutti e che va a vantaggio di chi? Di chi ha già tanti soldi, che paga in tutti i calcoli possibili e immaginabili che si sono trovati in internet, basta fare una qualsiasi ricerca, ci sono delle proiezioni di sindacati, proiezioni di giornali economici più importanti. Si continua con quest'idea che a pagare debbano essere sempre gli stessi. Noi invece proponiamo che a pagare una volta tanto siano gli altri. La nostra è Robin Hood, prendere ai ricchi per dare ai poveri. Gatti, misure da mettere in campo per sostenere le famiglie e naturalmente già i suoi colleghi hanno anticipato modalità per recuperare queste risorse, ma poi vi farò anche un'altra domanda perché si parla di un altro tema in tal senso. Prego, Gatti. Allora, anche noi di Vita ci siamo posti il problema delle famiglie, ma le famiglie passano prima dal lavoro della capofamiglia o di chi contribuisce all'andamento economico della famiglia. Quindi la prima cosa è lavorare sulle imprese, quindi defiscalizzazione delle imprese e un tetto, va bene, a tutte le energie di cui ha bisogno l'impresa per funzionare. Quindi un valore massimo del gas, questo ovviamente è auspicabile e si può fare già da subito ovviamente. Una defiscalizzazione
per un certo periodo, questa si può fare da subito, si fa il decreto legge e il giorno dopo questa entra in opera. Però effettivamente vedo che al momento il nostro governo non si interessa delle imprese, dell'economia del paese in generale e le famiglie. Ecco, io non sono d'accordo su quei bonus che sembrano veramente elemosina. Queste tolgono dignità alla famiglia. La famiglia deve essere in grado di sostentarsi da solo col proprio lavoro. E vorrei anche aggiungere un'altra cosa, che in questo momento si sono create delle false povertà, mettendo fuori dal lavoro certe persone solamente perché non si volevano vaccinare. Scusate, ma io questo tema lo devo toccare a questo punto, perché non è giusto che un medico abilitato che ha tutte le carte in regola, che sa fare, va bene, venga privato del proprio lavoro, del proprio sostentamento. Qui si sono create delle nuove povertà fittizie, prima volta nella storia, e questo ovviamente non è giusto. Quindi sono d'accordo con i miei colleghi che hanno già anticipato alcuni temi, però in più io vorrei fare in maniera che ci sia in qualche maniera un diritto al lavoro, che è il primo articolo della Costituzione. E qui tocchiamo un altro tema, che in questi 2 anni le nostre leggi sono state bypassate, nessuno se ne è occupato. Quindi anche il fatto di spendere i soldi per la guerra, questo non è contemplato dalla Costituzione. Quindi noi non possiamo spendere soldi nelle armi e lasciare che un terzo della popolazione viva in povertà. Non è eticamente giusto e corretto. Quindi noi vogliamo riproporre di tornare ai valori, al rispetto, alla dignità della persona e per ripensare alla famiglia come nucleo portante di questa società. È lì che tutte le dinamiche si svolgono. Mi dispiace moltissimo che questo governo abbia tralasciato l'interesse, il bene del popolo italiano per altri interessi. Ho visto sulla Gazzetta Ufficiale, quella del 4 d'agosto, mi sembra, che sono stati regalati altri 100 milioni, dopo che erano stati regalati precedentemente altri 100 milioni, a Gavi, che è una società che promuove i vaccini, diciamo così, o promuove anche altri prodotti farmaceutici. Prima di dare dei soldi, regalare dei soldi, il popolo italiano necessita di capire perché, su quale base. Quindi noi non facciamo della beneficenza in quel caso, perché questa associazione l'anno scorso a Londra ha rastrellato 7 miliardi di dollari per il suo funzionamento. Quindi bisogna capire che in Italia la precedenza ce l'ha il popolo italiano e le sue esigenze. Quindi in questo momento noi promuoveremo molto l'industria, quella che loro chiamano artigianale, la piccola media industria, perché quella è la base portante dell'economia italiana. E non solo, ma c'è anche un altro aspetto che i miei colleghi non hanno toccato, che è del Made in Italy, perché in questo momento l'Europa, con delle sue regole che non sono condivise da tutti i paesi, in questo momento sta supportando altri prodotti, chiamiamoli così, e si dimentica del Made in Italy, che è una parte importante della nostra economia.
vale dei miliardi di euro, quindi noi promuoveremo anche questa parte. Il Made in Italy deve continuare a esistere, specialmente quello alimentare, e deve essere, non dico avere un occhio di riguardo, che non è questo, l'Italia fa dei prodotti buoni e questi vengono riconosciuti e devono continuare a essere riconosciuti. Longo, avete messo tante iniziative, tante proposte, tante misure per dare risposte a questo momento di difficoltà, ma c'è poi la solita questione annosa di dove andiamo a trovare questi soldi. L'Italia è un paese in sofferenza, lo sappiamo, e quindi c'è bisogno di trovare poi questi soldi da mettere in qualsiasi misura poi il futuro governo deciderà di attuare. C'è chi parla di uno scostamento di bilancio come emergenza legata a questa nuova definita pandemia energetica. Lo scostamento di bilancio però cosa comporterebbe? Sarebbe davvero l'alternativa migliore? Beh, corre l'obbligo ancora una volta di fare un passo indietro, perché tutto l'impianto della sua domanda è corretto ed è anche assolutamente puntuale, ma non tiene conto del problema alla sua origine, cioè perché noi abbiamo questi problemi, perché noi non abbiamo i soldi, perché noi dobbiamo fare trattative a braccio di ferro per fare più o meno debito verso una sovrastruttura sovranazionale, perché non siamo sovrani a casa nostra, non abbiamo una moneta nostra. Di fatto non abbiamo più nessuno strumento per poter lavorare sull'inflazione, sul caro vita, cioè ci hanno tolto ogni strumento che la politica e i governi hanno a disposizione, la Banca d'Italia, le nostre riserve, il nostro patrimonio. Quindi perché abbiamo questa situazione? Per scelte scellerate che fanno parte di un disegno cinico portato avanti sul piano economico, sociale e non solo. Quindi ora siamo in questa condizione qua. Va bene, dobbiamo fare lo scostamento di bilancio? Assolutamente. Noi dobbiamo prima fare mangiare la gente e dare dignità alle persone, come giustamente diceva la collega Gatti, è un quadro complesso e articolato. Quindi prima si fa ciò che serve a qualunque costo, ma questo è il rimedio che siamo costretti a portare, perché dalla Meloni a Salvini a Letta a Renzi a tutto l'arco parlamentare, tutti i partiti presenti nell'arco parlamentare hanno contribuito a una folle accelerazione, come ce ne fosse stato anche bisogno, non ce n'era bisogno, hanno addirittura accelerato il precipitare degli eventi, compreso anche quello che è assolutamente collegato, compreso il mandarci a raccogliere firme a cavallo di Ferragosto, e le realtà che sono qui presenti con me oggi hanno dovuto fare questo e l'abbiamo fatto con successo. Italia Sovrana Popolare è presente in tutti e 49 i collegi d'Italia, ma è stata un'operazione scellerata ancora una volta da parte di chi, a quanto pare, degli interessi dell'italiano non sembra essere interessato. Ci sono queste sovrastrutture a cui io personalmente non ho aderito. Nessuno mi ha chiesto se ero d'accordo o meno su fare determinate cose. A me hanno chiesto se volevo l'acqua pubblica, ho detto di sì. Mi hanno chiesto se volevo il nucleare, ho detto di no. Mi hanno chiesto se volevo l'obbligo vaccinale per i bambini, abbiamo raccolto le firme con Corvelva e sono morte in qualche cassetto. Quindi quando mi chiedono le cose io rispondo e la cosa è disattesa, e quando non me le chiedono, insomma, potrò quantomeno sentirmi un po' risentito. Per cui dove andiamo a prendere le risorse? Servono delle azioni che escano dagli schemi di questa narrazione, perché stiamo parlando se il detenuto ha un minuto in più, un minuto in meno d'ora d'aria, signori, parliamo di niente. Abbiamo avuto un esperimento discutibile fin quanto volete con questo bonus del 110%, che mi fa rabbrividire parlare di bonus, però di fatto si era trasformata in una sorta di economia parallela. Non voglio
non voglio dire certo un sistema monetario, ma era un'economia che poteva stare in piedi, che ha avuto un senso e ha prodotto cambiamento, ha prodotto lavoro, ha prodotto ricchezza, e si sono ben visti, ricchezza, sto parlando di ricchezza distribuita sul territorio, si sono ben visti di chiudere questi rubinetti, mandando in grossissime difficoltà imprese, imprenditori e commercianti che hanno lavorato su questo bonus. Sul 110% abbiamo centinaia di migliaia di aziende che ora hanno i cassetti pieni di crediti e non hanno i soldi per pagare le famose bollette. Quindi noi dobbiamo, ripeto, non voglio essere banale, ma è inutile girare intorno alla verità che è evidente. Dobbiamo porre rimedio alla emergenza contingente, perché questa sì c'è. Altre emergenze parliamone, se era vero che c'erano. Questa sì c'è, è veramente un disastro. Saltano le aziende, saltano le famiglie. Dobbiamo porre dei rimedi e quindi si va a drenare, soldi ce ne sono. La patrimoniale è una cosa che va discussa in maniera più approfondita, io non gestirei questo discorso con leggerezza, va studiata molto attentamente, perché rischi sempre di andare a colpire in mezzo al giusto anche l'ingiusto, quindi va studiata con molta attenzione la patrimoniale, ma le risorse noi le andremo a recuperare ovunque ci siano, perché le nostre priorità sono differenti da quelle dei governi attuali e temo futuri. Gatti, le risorse dove si trovano e questo scostamento di bilancio è una strada percorribile? Dovrebbe esserlo. Si devono ripensare certe dinamiche, almeno questo è quello che vogliamo fare noi e che vuole fare anche l'altro mio collega, quindi non si capisce perché siamo in due partiti diversi, perché potrebbe nascere una nuova coalizione, chi lo sa? No, lasciamo stare per adesso le coalizioni. No, voglio sottolineare il fatto che effettivamente il popolo, quello che ha subito in tutti questi anni l'impensabile, fino a 3-4 anni fa, l'impensabile, ecco, tutto il popolo la pensa nella stessa maniera. Noi vogliamo, non dico tornare alla vita precedente, perché ormai c'è un cambiamento in atto, che ce lo impongono, che deve essere gestito, ma deve essere gestito in una certa maniera. Quindi noi dobbiamo andare a ricercare dei fondi non sì nelle tasche dei ricchi, ha detto l'altro collega, però sicuramente non deve essere fatto quello che fu fatto da tale Amato, mi pare negli anni '80, che andò a prelevare direttamente dal conto corrente degli italiani, forse qualcuno se lo ricorda, perché ci sono dei governi che quando sono alle strette fanno anche queste cose. Questo noi non lo vogliamo e non lo faremo, ovviamente. Noi dobbiamo cercare ovviamente di ripensare anche a quel PNR fatto in quella maniera, che segue delle logiche che non sono sicuramente italiane, che non sono sicuramente a favore del popolo. Quindi noi dobbiamo rifare una società dal basso, riprendersi tutti i nostri diritti, doveri, ok, ma soprattutto i nostri diritti, e ripensarli in funzione di una nuova economia che a mio avviso deve partire dal basso. Io sto proponendo da ormai 2 anni il discorso che le multinazionali vanno bene, tutto questo commercio internet c'è, ci deve essere, per carità, ma io voglio che anche l'artigiano che vive vicino a casa, il negozietto, anche lui deve vivere, perché è dal basso che poi si fa crescere questa economia, non certo quella che viene imposta dall'alto, sicuramente no. Simeonato, anche a lei la stessa domanda sullo scostamento di bilancio che alcuni portano avanti come proposta. Ma lo scostamento di bilancio, io mi ripeto, insomma, che quando si vuole i soldi si trovano. Allora, c'è un articolo di Qui Finanza
che dice che nonostante la crisi economica dovuta al Covid, l'aumento della spesa militare a livello mondiale è stato dello 0,7%, che significa 2.113 miliardi di dollari, cioè più di 2.000 miliardi di euro. Qua dove hanno trovato i soldi? Hanno fatto lo scostamento di bilancio? Io credo che questi argomenti devono essere utilizzati. Vogliamo avere degli esempi più vicini a noi? La Regione Veneto ha speso 14 milioni di euro per il progetto della TAV Venezia-Trieste, un progetto che è finito nel cestino e che lì rimarrà perché nel frattempo sono stati costruiti i mega alberghi, sono stati costruiti le megatorri e non si può più scavare per 30 metri come prevedeva il progetto e andare sotto col treno dell'alta velocità. 14 milioni di euro solo per la Regione Veneto, e quanti ne stiamo spendendo sulle altre grandi opere. Sulla TAV a suo tempo furono fatti 3 miliardi di euro di scostamento di bilancio, cioè l'Unione Europea chiese di mettere nel debito pubblico quei soldi perché erano stati con un'acrobazia contabile presentati come privati e invece erano pubblici. Dopodiché si vuole dire che non si può fare lo scostamento di bilancio, cioè forse nell'agenda Draghi non è previsto questo, ma l'agenda Draghi la conosciamo bene, l'agenda Draghi l'abbiamo vista all'opera ed è quella che ha portato la Grecia alle condizioni che abbiamo visto. Lo scostamento di bilancio, se è necessario, si deve fare, si devono trovare gli strumenti per farlo, i soldi, le risorse per farlo, lasciando perdere qualche grande opera, lasciando perdere le spese militari, perché semplicemente la gente non può morire di fame, le imprese non possono chiudere, le persone non possono morire. Per cui alla fine lo scostamento di bilancio, secondo me, se c'è la volontà di farlo, si potrebbe fare. Ripeto, però bisogna cambiare paradigma, non si può pensare che si lascia tutto libero al mercato, non si può pensare che si trovano sempre le risorse per la guerra, per diminuire le tasse ai grandi patrimoni, si trovano i soldi per tutto fuorché per salvare la vita alla gente. Io credo che questa narrazione debba finire, che sia possibile un'altra visione del mondo e anche dell'economia. Io devo fermarmi, ho poco più di 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con l'ultima parte del nostro dibattito tra pochissimo. Rieccoci in diretta, in collegamento insieme a me abbiamo Antonietta Gatti di Vota la Vita, Adriano Longo di Italia Sovrana e Popolare e Marco Simeonato di Unione Popolare. Simeonato, riparto da lei perché abbiamo parlato di varie misure, ma aleggia questo progetto, il PNRR, di cui tanto si è parlato e qualcuno ora lo sta riproponendo proprio per usare questi fondi destinati ad altri progetti all'emergenza legata all'energia e al gas, e quindi dirottare questi fondi per questa emergenza. È possibile? È una cosa attuabile, visto l'origine poi di questo PNRR e quelle che dovrebbero essere poi le finalità? Simeonato, prego. Il PNRR aveva tutt'altra finalità. Il PNRR aveva tutt'altra finalità. Tanto per dire, c'è una legge delega che si è bloccata perché è caduto il governo, che prevede una soluzione organica per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, e ricordiamo che se contiamo gli anziani, i loro familiari e le persone che li assistono, arriviamo a un 10 milioni di persone, e i fondi per fare questo tipo di provvedimento dovevano essere presi dal PNRR. Allora cosa facciamo? Cioè li togliamo per l'autosufficienza degli anziani e li diamo per coprire le speculazioni finanziarie del mercato del gas. Io non credo che debbano essere dirottati i fondi del PNRR, io credo che i fondi del PNRR devono andare alla scuola, all'istruzione, alla sanità, all'università. Devono andare in tutti quei settori che ci permettono di uscire dalla crisi, l'istruzione in primis, e di
fare in maniera che le persone possano vivere bene, perché alla fine lo scopo di tutto è questo, cioè dobbiamo fare in maniera che le persone vivano bene, non possiamo affamare la gente. Secondo me tutto si può fare, ma dirottare i fondi del PNRR su altre priorità secondo me è assolutamente sbagliato. Lì, ripeto, bisogna intervenire sulla tassazione degli extra profitti, sui grandi patrimoni, e c'è un intervento strutturale da fare come nazionalizzazione, come sottrazione dall'aleatorietà del libero mercato dei costi dell'energia e dei settori strategici per tutti noi. Longo. PNRR significa Europa, significa debito, significa ancora una volta sottrarre risorse, ricchezze e sovranità a un popolo per restituirgliela a gocce a seconda delle decisioni di un'agenda presa altrove da persone elette da nessuno, che decidono quello che deve essere o non deve essere del nostro paese. Quindi solo l'idea di partecipare, di far parte e di dover trattare con questa macchina della morte mi fa rabbrividire. Questa è ovviamente una posizione personale, in quanto Italia Sovrana Popolare ovviamente abbiamo i nostri economisti di riferimento, i nostri tecnici, e tutto viene valutato in una maniera meno sentimentale della mia. La risposta è ancora una volta un'Italia sovrana e popolare, non è retorica, non è finzione, non è fuffa elettorale. Noi abbiamo la possibilità, non è neanche vero che noi non possiamo emettere moneta, tecnicamente abbiamo delle soluzioni, il denaro non è un problema, sono le regole che ci impediscono di usufruire del denaro e che ci portano, grazie a 30 anni di politiche scellerate, come uso sempre questo aggettivo per essere gentile, ci hanno portato in questo imbuto dove dobbiamo passare per il vaglio di organi supremi che decidano se noi possiamo o no finanziare la medicina di prossimità, per esempio, se noi possiamo o no raccogliere una vongola, una cozza o no. Cioè, noi siamo dentro a un clima orwelliano folle e siamo costretti a parlare con la terminologia di questo clima folle, per cui la risposta è: il PNRR c'è, è un treno in corsa, non siamo in grado domani mattina di metterci sui binari e fermare con una mano a mo' di Superman questo treno in corsa, però non chiedetemi di essere molto gentile, accomodante, sorridente e favorevole a questo treno che ci sta travolgendo. Mi prendo 30 secondi perché mi rendo conto di non aver dato una risposta molto tecnica, ma è voluto e dovuto. Noi ci troviamo dentro ci troviamo di fronte a un rullo compressore che è già passato sopra il nostro paese Italia e sta andando avanti e indietro, lasciando sotto di sé morti e macerie. Questo è la fotografia del paese Italia oggi, che non possiede più infrastrutture, che non possiede più almeno il governo delle comunicazioni, degli asset strategici. Siamo stati spianati da un rullo compressore e il pilota del rullo compressore è ancora lì a sbrigare gli affari correnti, sostenuto da tutte le forze di governo degli ultimi 30 anni, che si stanno riraccontando le barzellette. Ho persino sentito rinominare il ponte sullo stretto. Cioè, abbiamo questa cosa orwelliana che chiunque abbia un minimo di collegamento con la realtà non può che rimanere stravolto da questa narrazione. Quindi PNRR, vabbè, sarà la risposta. E chiusura con Gatti, perché abbiamo esaurito ormai il tempo a disposizione. Prego. Velocissima, concordo con quello che ha detto il mio collega precedentemente. Il problema è Bruxelles. Quando si fa un PNR e si decide come dividerlo e cosa fare, tornare indietro
è molto difficile. Per fare uno scostamento bisogna pregare, supplicare, e quindi credo che il governo che verrà, se non sarà lo stesso, dovrà fare i conti con questa burocrazia bruxellese che è veramente difficile da gestire. Io ci sono passati, quindi ve lo posso garantire. Io non sono mai stata d'accordo su questo PNR, tra l'altro, e sulle suddivisioni. Andate a vedere quanto hanno dato alla sanità rispetto a queste nuove tecniche informatiche in cui dobbiamo essere tutti schedati come dei delinquenti. Quel PNR lì è, diciamo, un rullo compressore da cui sarà difficile scostarci, ma noi ci proveremo. Io davvero vi ringrazio per essere intervenuti, grazie ad Antonietta Gatti di Vota la Vita, grazie ad Adriano Longo di Italia Sovrana e Popolare, grazie a Marco Simeonato di Unione Popolare, naturalmente buon lavoro per questa campagna elettorale, grazie a tutti e tre per essere intervenuti. Noi siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3, nuova puntata di Ring, in ospiti il senatore Andrea Ostellari della Lega, Paolo Cagnan, condirettore Gruppo Gedi, l'onorevole Mattia Fantinati di Impegno Civico, Cristina Manes del Movimento 5 Stelle e Luca Teodori di Vota la Vita. È davvero tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.